Allora siamo con Vittorio Casellato, chi non conosce Treviso, Vittorio Casellato e non solo a Treviso, il judo, guardate qui la bellezza, guardate gli atleti, non hanno età, da piccoli a medi a grandi, bisogna crederci. Cosa dice Casellato? Assolutamente sì, lo sport è fondamentale a tutti i livelli, per tutte le età e soprattutto nell'inclusione per anche ragazzi che non sempre sono fortunati come noi. Quindi frequentate le palestre di qualsiasi sport, ma praticate sport che è importante, qualsiasi sport. La terza edizione, com'è la giornata di oggi, Casellato? Splendida, un bel numero di persone che è venuta a trovarci, io sono contento e spero che anche tutte le persone che sono venute abbiano avuto la soddisfazione di conoscere anche nuovi sport che non conoscevano. Grazie, buon lavoro e buon divertimento. Buongiorno, buongiorno, si parte questa mattina con dei campioni in tutti i sensi, campioni a 360 gradi. Ci sono varie discipline, anche nella salute, chi ci crede combatte, che riesce a saltare i traguardi e arriva primo, perché le donne e gli uomini che combattono, che credono, che fanno prevenzione, arriveranno prima. Allora saluto questi ospiti graditissimi, abbiamo in presenza Vittorio Casellato, maestro di judo sesto dan, come avete sentito dall'intervista, che ringrazio veramente per il supporto che dà a questi convegni importanti, a queste riunioni importanti, a questi meeting. Saluto Petra De Zanni, associazione ACTO, che poi spiegherà chi non conosce questa guerriera. Ecco, questa è un'olimpionica, ma veramente nel senso della parola, che continua a partecipare alle gare molto impegnative, gare che veramente ci devi credere nella guarigione per farle. E saluto anche un grande campione di sci alpino, Cristian Ghedina. Grazie Cristian, veramente grazie di essere qui con noi, perché sono messaggi importanti che voglio dare con queste trasmissioni. E parto proprio da te Cristian, perché hai visto il judo, abbiamo visto tante discipline, tanti sport, ma tu pensa che quello che mi fa veramente una rabbia, vorrei sentire anche la tua impressione, dopo anche quella di Vittorio e di Petra, lo sport è stato inserito nella Costituzione nel 2023, però i ragazzi che si comportano male, che potrebbero fare anche un percorso educativo, impegnativo ma anche divertente, non si possono obbligare a fare sport e disciplina. Questo l'ha detto un giudice che ho avuto in trasmissione la scorsa settimana, anche lui molto perplesso. Purtroppo la legge è questa. Cosa vuoi dire Cristian? Intanto grazie sempre. Non lo sento. Un po' ballerina. Ecco, vai Cristian, adesso ti sento. Ho sentito a singhiozzo la domanda, no, sicuramente dico quello che dico io è che lo sport è ballerina la connessione. Allora intanto vediamo di sistemare la connessione, andiamo da Vittorio Casellato. Allora Vittorio, abbiamo sentito la tua intervista, cosa vuoi aggiungere? Perché domenica è passata, alla fine i conti, abbiamo tirato le somme. Allora, innanzitutto complimenti per la manifestazione, senza dubbio positiva, bella, ben organizzata, tantissima gente, addirittura anche gente che arrivava da fuori Veneto. E questo è bello, vuol dire che la gente sente questo problema o questo argomento. Ho colto quello che mi è piaciuto moltissimo, la partecipazione di questi ragazzi anche diversamente abili in mezzo a quelli definiti abili, che poi capiamo se sono abili, poi realmente non lo so anch'io. È bello vedere appunto l'unione e il lavorare insieme faceva sì che non ci si rendesse conto chi è il più o meno abile. Questo era bellissimo per me. Una bella giornata, ben organizzata. Cosa dire? Abbiamo avuto anche la presenza del Presidente del CONI, quindi anche questo è un onore per noi avere questa presenza. Devo dire complimenti a chi organizza queste cose, avanti tutta. Grazie Vittorio. Allora vediamo se riusciamo a avere la connessione con Cristian Ghedina. Cristian, ci sei? Niente, non c'è la connessione, vedo. Allora andiamo dal nostro Rinaldo da Venezia intanto. Vai Rinaldo. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vai Rinaldo. Ciao Mirella, vedo che mi gonfio, che da 57 anni, mio figlio
Io ho un figlio che ha 57 anni e fa judo da 9 anni e va ancora a judo, e va ancora. E c'è anche un maestro di judo, secondo Down, va bene, e lo fa per passione perché la gente ometra fa altro, però va ancora, va bene. E si è gastata una gamba con l'ultimo incontro da Biasene Realtà con un maestro giapponese che veniva qua in Italia, va bene, gli ha fatto delle mosse e che da sola che ha spaccato la gamba e si era fatto operare, sta a posto e va ancora a judo e va in riunione quando che le tecniche nuove da imparare, è un appassionato che da tanti anni che va e il judo ti impara a vivere, ti impari a stare assieme con gli altri, rispettarli, non è uno sport violento, va bene, a chi che va è un merito grande perché i maestri gli insegnano educazione, gli insegnano a fare baruffa paestrale, tante robe, e poi sport, tutto in generale. E volevo dirle a Ghedina non fa solo che sci, e fa anche motonautica, e corre con le macchine, e dopo Ghedina è ancora meglio e tomba per me, per il fatto che hai il coraggio di buttarti su una discesa a 140 km/h, che tomba fa slalom, fa robe, quello è un sci del coraggio, dell'uomo duro, va bene? E se poi, caro Ghedina, ti sei bravo voi a casa. Grazie Rinaldo per le parole, vediamo se c'è questo collegamento con Cristian Ghedina. Cristian, hai sentito? Sì, ho sentito, mi sentite voi meglio? Sì, adesso ti sento meglio, Cristian, adesso ti sento meglio. Col telefono, non so cosa c'è. Guarda, da dove chiami, Cristian? Sono qua a Bressanone. Ecco, appunto, invece di fare le case panoramiche, se mettessero a posto le connessioni, perché mi collego con l'America, con l'Australia, mi collego col Consiglio, non riesco a fare il collegamento. Cioè, questo, no, tanto per dirle ai soloni della politica che forse dovremmo investire anche in altre cose, visto che si parla tanto di digitalizzazione. Allora, Cristian, cosa vuoi dire? Ma allora, l'ho sentito a singhiozzo. Comunque, no, io stavo dicendo, ribadisco che lo sport è fondamentale per la crescita e la formazione dell'individuo. Fortunatamente sono contento che l'abbiano messo dentro nella Costituzione, insomma, che ci sia lo sport. E io per me l'ho sempre ritenuto fondamentale, tant'è vero che anche come l'hanno ritenuto i miei genitori, tant'è vero che anche i miei figli, per me è importante fare sport, la scuola anche, però io dico, lo sport lo fai fin da bambino e impari a capire il confronto, la sfida, l'impegno, il rispetto degli orari, il rispetto degli avversari, che sono cose basilari e fondamentali per la crescita dell'individuo e per proseguire il proprio percorso di vita in ogni cosa che ognuno di noi fa, perché lo sport insegna tutti questi principi fondamentali che poi ti servono nel lavoro, nella scuola, nello studio, in tutte le cose che fai. Allora Cristian, e poi lo chiedo anche a Vittorio, quello che io non riesco a capire è perché non si vuol fare subito quello che si potrebbe fare per far capire a questi ragazzi che hanno perso la strada giusta, ecco, stanno facendo dei percorsi terribili, che forse anche con voi, io sono sicura che se dessero a te, a Vittorio e altri allenatori questi ragazzi, io sono convinta che qualcosa di buono c'è in questi ragazzi. Il problema è che lo stanno tirando fuori nella maniera sbagliata. Perché? Perché stanno dando loro quella visibilità che non dovrebbero avere. Ecco, dovrebbero ignorarli e fargli fare queste discipline, ce ne sono tante, possono anche scegliere, perciò penso che non sia un reato fargli scegliere una disciplina sportiva, qualcosa che sarà anche che piace o no. Non si fa. Allora mi viene un dubbio, sai Cristian, e dico,
ma forse che ci sia un business anche sotto sta roba qua, perché alla fine non mi tornano i conti. Certo. Abbiamo palestre, abbiamo allenatori, abbiamo volontariato, abbiamo gli stessi giudici che dicono, io li ho avuti in trasmissione, cito uno, il dottor Borile, che fa la messa in prova, che è quello che decide se i ragazzi e le persone devono uscire dai carceri. Non si può fare, ha detto Mirella, perché non è previsto dalla legge. Perciò anche se noi volessimo, non lo possiamo fare perché non è scritto, non è previsto nella legge. Allora capisci, Cristian, lo dico anche a Vittorio, che non andiamo da nessuna parte, perché non sento parlare di questo, sento parlare solo dei ragazzi che creano problemi. Allora tavoli, soliti soloni attorno a un tavolo, che non so neanche se sono in grado di capire veramente la situazione, perché la politica quando arriva sbagliata e non competente fa disastri. Perciò si continua, invece di capire che sarebbe tempo invece di gestire questi ragazzi in maniera diversa. Cosa dici, Cristian? Ma io non voglio mettere becco perché penso forse un po' anche, come hai detto tu all'inizio, c'è un secondo fine, qua ci deve essere qualcosa sotto, perché non capisco nemmeno io per quale motivo non si faccia questo. In Italia poi dopo noi sappiamo che insomma siamo sempre sicuramente molto complessi con la burocrazia, con le carte, con i permessi, tant'è vero per esempio solo per guardare anche le Olimpiadi che sono state già assegnate da 4-5 anni, i lavori, poi mi rincuora anche il fatto, cioè rincuora non troppo, che anche a Milano, che è una città di lavoro, sentendo anche gente del posto, anche lì non sono partiti, non dico il giorno dopo, però una settimana, un mese dopo l'assegnazione con i lavori per fare tutte le infrastrutture relative ai Giochi Olimpici. A Cortina anche siamo partiti tardi, e queste cose qua ti fanno pensare, come anche tutto quello che hai appena detto te. Grazie Cristian, sentiamo anche Vittorio. Vittorio, sei in sintonia? Cioè non è che noi vogliamo fare delle critiche, cioè noi vogliamo costruire un qualcosa di positivo. Ieri Cristian era in montagna che segava la linea quando l'ho chiamato. Gli ho detto, pensa a te, se questi ragazzi, prima va a segare la linea con Cristian, dopo gli fa fare un poco di sport, un'oretta dopo quando che rientrano, voglio vedere se ha tutta sta voglia di fare di tutto e di più. Cioè vogliamo capire che forse non stiamo andando nella strada giusta. Sai cosa? Dovrebbero le istituzioni incanalare questi atteggiamenti aggressivi o comunque questa voglia di emergere fisicamente su sport di combattimento, sport di contatto, il judo, il rugby, sport dove puoi fare la tua attività mettendo in mostra la tua forza, le tue capacità, incanalandoti lì e quindi uscendo da un mondo sommato assolutamente sbagliato. Purtroppo però, come dicevi tu, c'è poca voglia da parte delle istituzioni di aiutare questi ragazzi in questo ambito, perché è difficile, non è facile, e chiaramente andrebbero poi controllati questi ragazzi che entrano in questi centri, controllati soprattutto guardando chi li gestisce e come li gestisce, quindi questo è il problema. Sono perfettamente d'accordo. Allora prima di andare da Petra, da Zanet, andiamo da Livio a Padova. Vai Livio! Mirella, ciao. Ciao. Un saluto ai tuoi ospiti e anche al maestro, complimenti al maestro di judo. Grazie. Volevo chiedere se il judo può essere anche, diciamo così, praticato da anziani, diciamo, in discreta salute, in buona salute, perché è uno sport meraviglioso. Io mi ricordo che avevo 20 anni e sono andato qualche volta a scuola di judo e c'era un maestro bravissimo che mi ha fatto volare per aria 3-4 volte. Io sono caduto e mi sono rialzato completamente senza accusare nessun dolore. Ecco, volevo solo sapere se un anziano come me, per esempio, che ha 80 anni, potrebbe praticare questo judo non a livello agonistico, ma così come passatempo, come sport per la salute. Grazie, vi saluto. Che bella sta telefonata, Livio, diversamente giovane, perciò in euro ne hai 40, perché si divide tutto
momento no, perciò dividiamo anche l'età. Ecco, Livio a 40 anni potrebbe fare questa disciplina sportiva? Assolutamente, se intanto non ci sono persone anziane, ma tutte le persone possono praticare tutti gli sport, ovviamente con i dovuti modi, con i dovuti limiti, ma assolutamente sì, non è un problema. Credo che qualunque palestra di judo, dojo del judo, veneto o italiano, accoglierebbe molto volentieri questa richiesta. Grazie Vittorio, così abbiamo sentito, forse dobbiamo fare della strada e dei percorsi anche con loro, Vittorio, forse se riusciamo a capire di andarli a prendere a casa, perché loro se no noi, visto che abbiamo sto volontariato, e li portassimo a vedere quello che è la quotidianità nostra, forse avremmo fatto dei passi avanti anche col mondo del volontariato. Petra, tu sei qui, allora intanto spieghiamo cos'è l'associazione ACTO per chi non la conosce. Buongiorno a tutti, grazie Mirella dell'invito, buongiorno agli ospiti. Allora, intanto oggi ACTO ricorre la giornata nazionale contro i tumori ginecologici. ACTO è nata a Treviso nel 2022 in alleanza con i medici ginecologi e oncologi. Sta al fianco delle pazienti oncologiche in tutti i loro bisogni. In effetti, parlando di sport, l'anno scorso noi abbiamo messo in piedi il sport come benessere fisico, mentale e di socializzazione per le pazienti, e abbiamo veramente avuto un grande riscontro, perché c'erano delle pazienti che a causa della malattia si sono rinchiuse in casa e non uscivano. Con questo noi siamo riuscite a farle uscire. Quindi noi vediamo il sport come il movimento ti porta lontano. Questa è la nostra visione per quanto riguarda lo sport sulle pazienti oncologiche. Allora Petra, un'altra cosa importante che io ho osservato, questa tua voglia di combattere l'hai sempre abbinata proprio a una disciplina. Gli elastici, io me li ricordo cosa faceva, la bicicletta, le passeggiate, poi sono diventate camminate importanti, famose camminate storiche che abbiamo, perché forse tu hai capito per prima l'importanza di fare una disciplina anche se sei ammalato. Naturalmente con delle persone che seguono, che le abbiamo, però non chiudersi in casa. Lo sport ti fa creare e trovare una famiglia diversa, persone diverse, perché io ho visto che forse i familiari stessi diventano troppo stretti, troppo protettivi. La persona che sta male ha bisogno di incontrare altre realtà, confrontarsi con altre persone che hanno vissuto queste malattie in maniera diversa, in modo diverso. Però l'unione fa la forza. Ecco, cosa vuoi dire? Perché ti è venuta questa idea di abbinare la malattia allo sport? Ce ne sono altri, però lei l'ha fatta in maniera diversa, anche diversificando, non solo quello, ma si possono fare altre cose. Ma io l'ho visto in questo modo perché comunque al di là della patologia, quando una si trova malata di tumore siamo tutte uguali. Quindi per noi anche è importante la socializzazione tra le varie patologie, senza distinzione di patologia. E appunto troviamo in tutte noi, in quei momenti, una grande forza, poi non solo, in quei momenti che noi ad esempio, come dicevi prima, il discorso dell'elastico, noi lì ci rapportiamo con la nostra forza, e vedere che di volta in volta, dal nulla, dal fare un piccolo passo, oppure da non muovere nemmeno un braccio o non riuscire a muovere nemmeno una gamba, riuscire a muoverla, per noi è veramente un grande raggiungimento, e questa è la vita, perché poi questo ci fa vivere, questo ci aiuta giorno per giorno a dire ma noi ce la facciamo, cioè la lotta quella di dire sì, la vita noi la dobbiamo vivere con grande forza, e questo appunto noi l'abbiamo trovato nello sport, assieme a tutte quante, perché appunto sì, la famiglia, ok, la famiglia, però poi è vero,
quello che noi sentiamo, quello che noi abbiamo passato, quello che noi in continuo stiamo passando, anche facendo le chemioterapie, lo sappiamo solamente noi, pazienti oncologiche. Quindi tra di noi parliamo la stessa lingua, tra di noi abbiamo la stessa forza, la voglia di vivere. Grazie Petra per queste parole, il messaggio che stai dando questa mattina a chi sta ascoltando e magari non ha il coraggio di uscire, ecco, non ha il coraggio di fare vedere questa testa pelata, la vergogna, eppure passi avanti sono fatti tantissimi. Io ho avuto Stefania Tosato che ha questo centro qui a Treviso per aiutare queste persone ad essere belle, a non aver problemi, cercare di vedere anche il lato positivo, di riuscire a guardarsi allo specchio. Per una donna è fondamentale. Cristian, guardarsi allo specchio, tu hai guardato in televisione e poi magari qualche volta sei passato davanti allo specchio, ti sei chiesto: ma cosa ho visto stamattina? Che campioni ho visto? Perché io è da anni che dico, Cristian, che forse dovrebbero eliminare la parola Paralimpiadi, dovrebbe essere Olimpiade e sport, naturalmente fatto con percorsi diversi, niente da dire, però mi sembra che siamo lontani ancora da questo, a unire. Infatti Vittorio Casellato prima ha detto una cosa importante: io all'ippodromo di Sant'Artemio non ho visto diversamente agili, ho visto persone che facevano sport. Ecco, l'inclusività, questa parola meravigliosa che si fa presto a dire, ma che poi nella realtà si vede molto molto poco perché si divide, la vediamo specialmente anche nei campioni, anche nei normodotati, medaglie diverse rispetto alla medaglia che con grande sacrificio, io dico 4 volte più grande del normodotato, la passione, l'importanza di esserci, fa vincere queste medaglie. Come vedi tu questa parola Paralimpiadi, adesso che puoi guardarla anche con occhi diversi? Cosa vedi, Cristian? Ma io penso che si sono fatti già grandi passi da diversi anni a sta parte, perché c'è sempre più inclusività e questo è fondamentale. Fare un'Olimpiade unica e non chiamando più Olimpiadi, Paralimpiadi, mi va benissimo e secondo me è il percorso che bisognerebbe seguire. E poi dopo, anche riprendendo il discorso di Petra, dicevo proprio quando uno ha un problema che magari diceva proprio il fatto di non muovere un braccio e poi pian piano fa degli step, inizia a muovere, che sono dei grandi risultati, lo sport proprio ti insegna questo. Per quello è anche fondamentale lo sport, perché per ottenere risultati tu devi sempre puntare in alto. Adesso un bellissimo esempio l'abbiamo con Sinner, che Sinner è il numero 1 al mondo, però adesso, anche se ha un grande vantaggio rispetto al secondo, lui non si accontenta mai, deve sempre cercare di migliorarsi e puntare sempre più in alto. E questo penso che sia fondamentale sotto ogni tipo di aspetto, no? E con ogni tipo di sport e con ogni tipo di cosa che ognuno fa, sia lo sport che sia Olimpiadi o Paralimpiadi, ognuno di noi deve capire, o comunque praticando anche lo sport, capisce che si ottengono risultati e ti dà sempre più soddisfazione questo crescere continuo. Allora Cristian, spieghiamo anche, perché è facile dire è un campione a 360 gradi, perciò metto dentro tutti, ma spieghiamo quanto sacrificio c'è dietro questa parola, quanto impegno, quanta passione, molte rinunce, però diventa un qualcosa che tu devi riuscire a farcela. Ecco, io devo riuscire ad esserci, a centrare l'obiettivo che mi sono prefisso, perché sennò tutti questi allenamenti, questi sacrifici si perdono. Prego Cristian. Sì, esatto, sai, la gente magari vede solo il bello del rovescio della medaglia, no? E ti fanno i complimenti, ti dicono sì, bello, bravo, bella vita, qua e là, e voi però fate facile parlare per voi, no? Che siete sul tetto del mondo, però il tetto del mondo l'hai conquistato facendo tanti sacrifici, tante rinunce, e io facendo un po' di schiacciando il tasto rewind e riguardando un po'
tutto quello che ho fatto nella mia carriera, gli anni veramente più duri e più importanti, secondo me, più difficili, sono proprio l'età in cui il giovane, il ragazzo inizia a diventare adulto, quando inizia a conoscere il mondo, inizia a conoscere come gira la vita, che per ottenere risultati devi comunque fare fatica, che è quell'età tra i 15 e i 14, quando inizi a capire, inizia a conoscere le prime ragazze, a andare magari anche un po' in giro la sera, ecco. Lì per me quello lì è stato il momento più difficile. Per fortuna lì, ecco, ci sono stati i miei genitori che hanno detto: guarda, la strada dello sportivo è una strada che hai scelto tu, la scuola è fondamentale, importante, però comunque sappi che per ottenere risultati, se tu vuoi fare una carriera nello sport, devi fare tante rinunce, e il divertimento, la festa, sì, ci può stare, però l'atleta ha una vita regolare, tutti i giorni allenamento, tutti i giorni sveglia presto, tutte le sere andare a dormire presto, e questi sono i momenti più difficili. Poi dopo non è detto che anche facendo tutto questo tu riesca ad ottenere risultati, quindi a maggior ragione devi metterci ancora più impegno. Allora, ti ringrazio Cristian, adesso voglio sentire anche Vittorio Caselato per quello che hai spiegato in maniera semplice. Allora, a 14-15 anni trovi la ragazzina, dici: mamma mia, devo allenarmi, meglio allenarmi o andare con la ragazzina? È difficile dire di no alla ragazzina e andarsi a allenare, però poi cosa c'è? C'è il buon senso che si può avere anche a 15 anni, però accompagnato dalla famiglia, da questi genitori. Tu puoi decidere, vuoi fare questo o vuoi fare, decidi. Cioè non è un impedimento, è renderti consapevole di quello che puoi o non vuoi fare. Ma quello che mi è piaciuto, perché viene fuori il maschio, no, di 14-15 anni, cioè sta voglia, il sesso, è cavolo. Però sei diventato grande, ti sei sposato, hai figli, perciò questo messaggio fa capire che alla fine non rinunci a niente, è solo questione di avere pazienza. Perché tutti devono capire che non arriva tutto subito, lo devi conquistare piano piano. E questa è una cosa che forse dovremmo spiegare ai ragazzi, perché non è colpa loro, sai Cris, e lo dico a Vittorio, se sono così. È perché non c'è il nocciolo all'interno che è la famiglia. Io non posso sentire un ragazzo, Cristian e Vittorio, che mi dice: sai Mirella, sono confuso, perché? Non so più chi è mio papà, mia mamma, ho 6 fratelli, non so neanche chi sono, io non riesco neanche più a capire, ho una confusione. Capisci che poi se li grati questi ragazzi che poi fanno anche azioni anche sopra le righe, poi alla fine vedi che sono di una fragilità unica, perché non hanno un punto di riferimento. Vittorio. Allora, innanzitutto vorrei fare i complimenti a Cristian perché ha parlato proprio da campione. È campione nello sport ma nella vita. Lui giustamente ha detto: io ho fatto dei sacrifici, ho cercato di arrivare in alto, ma non tutti arrivano in alto nonostante i sacrifici, e questo dimostra e fa capire cos'è un campione rispetto a un normale atleta. È chiaro che la famiglia manca, è poco presente e soprattutto poco attenta a certi valori. E lì ragazzi, io insegno anche in una scuola, in un liceo sportivo qua di Treviso, e ti garantisco che si vedono tantissime queste situazioni di genitori che vogliono fare i fratelli, e invece devono fare i genitori, e aiutare questi ragazzi a crescere in tutti i settori, in tutti gli ambiti. Quindi complimenti a Cristian per la sua professionalità. E anche complimenti a te Vittorio per essere sempre nel pezzo, di aver capito l'importanza anche di questi importanti avvenimenti che facciamo anche a Treviso per l'inclusività. Petra, tu hai figli, anche tu, ecco, non è facile anche come si dice fare il genitore, però se vuoi ci riesci, è inutile che sono delle regole che devi mettere, più no che sì, bastone e carota, cioè non è che io quando sento oh che difficile fare il genitore, poveri nostri vecchi di una volta con 10-12 figli, eppure non ho mai sentito uno di loro che ha detto che difficile era fare il genitore, mica aveva neanche da mangiare, ma famiglie stupende. Prego. Allora sì, su questo però devo un po' mettere un punto. Allora adesso perché è più difficile fare il genitore al giorno d'oggi? Perché purtroppo il mondo è cambiato. Adesso, una volta eravamo un po' tutti quanti uguali, no? Mi ricordo anche i nostri tempi, i jeans con le toppe, cioè tutti uguali, tutti umili. Adesso invece anche tra dei ragazzi
si guardano il più bello, il più ricco, quello che il genitore è il più ricco, quello che ha la macchina più grande, quello che ha di più. E purtroppo anche quelli che non sono così vogliono essere come questi. E appunto tra di ragazzi accadono alcune sfide, come appunto sta accadendo anche un po' a Treviso, no? Basta vedere. Quindi secondo me sì, al giorno d'oggi è difficile fare genitore perché il mondo è cambiato. Nadia, ciao Nadia, scusami per ieri mattina, ma ti ho spiegato il perché non riuscivo a capire che avevo il centralino aperto. Vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Io un mese fa sono stata operata al seno, mi hanno tolto una mammella, però l'ho presa, non so, ero serena, anche quando sono andata a fare l'intervento, ho proprio preso con tutta serenità, una cosa normale. E adesso io vado fuori, non ho il seno sinistro, però non mi prendo questo, non so, l'ho presa proprio serenamente, diciamo. Mi è capitato, non so neanche spiegarmi come ho fatto, perché certe volte, quando ero più giovane, avevo paura. Adesso l'ho preso con serenità. Ieri sono andata, che è arrivato l'esame istologico, e mi hanno detto che dovrò fare un ciclo di terapie, però conservative, preventive, perché hanno tolto tutto. Praticamente nel corpo non ho più niente. E questo intruso quando arriva io facevo l'autopalpazione e mi sono accorta facendomi questo. Donne, fate l'autopalpazione. Grazie, arrivederci e buona giornata. Guarda Nadia, io non finirò mai di ringraziarti perché questi sono i messaggi che noi dobbiamo sentire. Nadia non l'abbiamo vista, non abbiamo visto niente, però le parole che ha detto sono fondamentali, che è la prevenzione, come l'ha detto lei. E sapendo e conoscendo forse più di una volta, parlandone anche del tumore o del cancro addirittura solo una volta, ma inimmaginabile pronunciare questa parola. Ho un tumore, ma difficile anche dire questo, invece tranquillamente adesso si parla di cancro. Si parla di cancro e Nadia ha detto una cosa fondamentale a mio avviso. L'ho presa serenamente perché conosce, sa che ci può essere il dopo, sa che se combatti puoi farcela. Abbiamo veramente una ricerca e una chirurgia che sono meravigliose, tu ne sai qualcosa penso, e perciò io penso che questi sono i messaggi che dobbiamo sentire. Non conosciamo Nadia, non la vediamo, ma le parole sono state molto chiare. Grazie ancora Nadia. Allora adesso andiamo in pubblicità. E siamo con uno dei top del CONI, con Mario Sanso, delegato CONI, giornata importantissima, a parte che è da stamattina e non solo da stamattina, penso ormai giorni e giorni che gira in lungo, in largo, sport, festival, tornei, di tutto e di più, però finché si parla di sport si parla bene. Prego Sanso, la giornata di oggi. Sì, bravissima, effettivamente settembre è un settembre pienissimo, sono rinate tutte le feste dello sport su ogni comune e pertanto è una bella cosa perché riusciamo a far vedere cosa riesce a fare lo sport in questo particolare anche periodo temporale, diremmo. Ecco. Oggi è un esempio di tutto questo perché noi alle associazioni sportive che come ho avuto occasione di dire in molti momenti, noi chiediamo alle associazioni sportive di allargarsi, di offrire di più
dare la possibilità di altri prodotti, perché l'associazione sportiva ha una valenza sociale altissima e dunque, anzi c'è una statistica, ho letto dei libri in cui si dice che lo sport è il formidabile connettore sociale. Oggi c'è la realizzazione di questo, perché qui diremo si uniscono le attività di varie associazioni con le associazioni sportive, dunque questa sinergia eccezionale, e dunque si può ben dire e gridare che lo sport è senza barriere, proprio come è stata denominata la giornata di oggi. Una previsione per il futuro, questo CONI che è stato inserito nella Costituzione nel 2023, questa importante disciplina finalmente. È cambiato qualcosa, Sanso, secondo lei, e soprattutto anche il costo dello sport per le famiglie che veramente sono in forte difficoltà? Io ne so qualcosa. Allora, diciamo che fra 5 giorni, il 20 settembre, c'è l'anniversario. È un anno che lo Stato ha inserito la parola sport all'interno della Costituzione, dopo 75 anni. In questa fase si dice all'articolo 33 della Costituzione che lo Stato riconosce le attività sportive in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue forme. Riconosce in questo momento. Il passaggio successivo è quello che lo sport diventi un diritto, come il diritto all'istruzione, come il diritto alla cultura, il diritto alla salute. E noi auspichiamo che quando si passa dal riconoscimento e poi al diritto aumentino anche i trasferimenti, i contributi, gli aiuti alle associazioni sportive, in questo caso allo sport in genere, ma alle associazioni sportive anche attraverso altri enti come i comuni, come le regioni e via discorrendo. Pertanto io la vedo in maniera abbastanza positiva questo. Indubbiamente ci abbiamo messo 75 anni a farlo entrare in Costituzione, speriamo di non aspettare altrettanto. Io penso che ci sia stata un'attenzione, c'è un'attenzione maggiore, anche grazie ai risultati che abbiamo ottenuto in giro per il mondo. Grazie a Mario Sanso, sempre in prima linea, e se questa manifestazione è riuscita è soprattutto anche merito suo. Grazie veramente, grazie. Allora, Cristian Ghedina, questo delegato del CONI, Mario Sanso, che me l'ha fatto conoscere, non finirò mai di ringraziare il presidente regionale del CONI, Dino Ponchio, è una persona che ha capito l'importanza dell'inclusività. Non è facile, sapete, è una parola che a molti fa paura perché vuol dire impegnarsi di più, cercare anche di trovare delle soluzioni per far capire che questi ragazzi hanno diritto di esibirsi in maniera dignitosa, però ci riesce sempre, riesce veramente a unire. Quanto importante è unire proprio dalle persone che hanno in mano la situazione, perché loro che conoscono le squadre, le attività. Ecco, cosa vuol dire riuscire a capire l'importanza dell'unione, di partecipare? Prego, Cristian. Ma l'unione, la squadra, il gruppo, il team, essere tutti assieme, questo alla fine io dico, per esempio anche nel mio, uno dice è uno sport singolo, però alla fine se non c'è un'unione di forze e le forze derivano dal tuo allenatore, dal massaggiatore, dal fisioterapista, dal dottore, la famiglia in primis, i tuoi compagni, la squadra. È fondamentale essere tutti assieme, tutti uniti per un unico obiettivo, è importantissimo, e questa è la strada da percorrere per ottenere risultati, perché da solo è l'unione che fa la forza, no? Si dice c'è proprio il detto, e quindi bisogna partire da questo principio qui. Vittorio? Sì, condivido, esatto, anch'io pratico uno sport definito individuale, ma in realtà non lo è, perché la pratica di questi sport ha necessità di avere dei compagni, degli allenatori, dei tecnici che collaborano, quindi non sono sport, certamente lo sport di squadra ha altre valenze o altre forme di aggregazione, però assolutamente tutto quello che porta a fare dei risultati nell'ambito della vita di una persona fa squadra.
Allora, quello che vorrei sentire anche dalla nostra Petra De Zanetto è un commento su questo, perché io ho avuto delle eccellenze di primari ed è stata una cosa bellissima sentire, non siamo noi, c'è una squadra in sala operatoria, c'è una squadra importante perché il chirurgo da solo non va da nessuna parte. E poi ha detto una cosa bellissima, il dottor Farmia, anestesista, ha detto: sa Mirella, ci ricordano tutti dove vanno a mangiare, il ristorante, il cuoco, ma se lei chiede chi è l'anestesista, che è la figura centrale, quando sei entrato in sala operatoria non se lo ricorda nessuno. E invece dovrebbero ricordarsi, perché è quello che dà proprio il là all'operazione. Cosa vuoi dire? Questa squadra, che questo grande personaggio veramente, che saluto e ringrazio di essere molte volte ospite, ha fatto capire: non sono solo, c'è una squadra, siamo anche i numeri uno, però le persone si ricordano un altro nome. Prego. Ma io dico su questa squadra che si chiama la squadra multidisciplinare, dove ci sono tantissime realtà, tantissime professionalità. In questi anni da paziente io posso dire che i medici sono la nostra famiglia, la nostra seconda famiglia. Questi sono i medici e bisogna avere veramente dare loro un valore aggiunto, perché a volte vengono così criticati, e questo chi è dentro nei corridoi d'ospedale ha capito cos'è la vita, ma ha capito anche chi ha al fianco e chi può guardare negli occhi e chi dà quella speranza di salvezza, che sono solamente i medici. Quindi io ringrazio tutti, ma tutti i medici. Allora, adesso invece andiamo da Cristia Ghedina, perché adesso ti faccio una bella domanda, Cristia. Tu hai detto la voglia di uscire, di divertirmi, di incontrare altre persone, però la voglia di passare il limite, cioè questa discesa, come ha detto il nostro Rinaldo prima, questa adrenalina che vuoi provare su un'età anche pericolosa, eppure l'hai provata, ed è quella che vogliono provare i ragazzi di oggi, questa adrenalina nel correre, nel fare anche delle cose delle volte incredibili, camminare su delle altezze incredibili senza nessuna protezione. Cos'è l'adrenalina? Tu l'hai provata giovanissimo, hai continuato a provarla, perché sai che rischi molto, sai che hai anche una famiglia. Spieghiamo cos'è sta adrenalina che ti fa fare delle cose pazzesche. Prego, Cristian. Ce l'hai ancora? Purtroppo ce l'ho ancora e difatti devo un attimo devo controllarmi, perché se io penso che questa sia un po' innata, dalla nascita, c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Io sono uno che ne ha avuta sempre, diciamo, la predisposizione adrenalina, predisposizione al rischio o al limite. Questa l'ho sempre avuta fin da bambino. Difatti ero la preoccupazione di mio padre, soprattutto perché mia madre era un po' come me. Mia madre, non so se la gente lo sa, che ci sta ascoltando, io purtroppo l'ho persa in un incidente con gli sci quando è morta, quando io avevo 15 anni. Mio padre è rimasto vedovo di 3 figli, ha fatto una caduta stupida in un fuoripista dove dovevo andare anche io quel giorno a sciare, ed è mancata. Però lei anche, io ho preso questa parte qua l'ho presa un po' da lei, perché lei era sempre anche una che disprezzava un po' il pericolo, gli piaceva proprio le emozioni forti. E forse sì, sono figlio di mio padre e di mia madre, no? Poi mio padre era uno più, cioè mio padre è sempre stato uno molto più previdente, prevenire è meglio che curare, molto più inquadrato. Mia madre è un po' più esuberante e ecco, questo aspetto qua l'ho preso da lei. Però a me, io dico sempre anche, no? Io mi sono fatto male di più nelle cose che non erano la mia professione, il mio sport. Nello sport mio, che vai al limite, e io faccio sempre anche un esempio tra la discesa libera, il mio sport, la Formula 1 e il motociclismo. Su 10 incidenti in Formula 1 forse ti fai male una volta, in moto mondiale, MotoGP ti fai male 2, forse /3,
nello sci, nella discesa libera, su 10 cadute, 10 incidenti, ti fai male 8-9 volte, quindi non devi cadere, nella tua testa devi partire sapendo di dover andare forte, andare quasi oltre il limite, non superarlo mai, però sei sempre lì sul baratro, no? Quando lo sorpassi sai che al 90% delle volte ti fai male, quindi sono più propenso e abituato al limite, però poi in altri sport, in altre cose che ho fatto e mi sento magari anche forte, non avendo poi dopo però tutta la pratica che ho avuto e l'esperienza che ho avuto nello sci, vado a farmi male. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, Ciao. E buongiorno agli illustri ospiti. Tra parentesi volevo mandare un saluto alla signora Nadia, che ha un coraggio da leoni. Non tutti ce l'hanno e l'importante è che riesca a stare bene in futuro, che viva bene. Premesso questo, complimenti alla signora che è accanto, che mi emoziona ogni volta, Mirella, e anche lei ha un coraggio non indifferente, perché non è facile parlare di tumori, come hai detto te, il cancro fa paura ancora, anche se c'è ormai si parla come fosse andare a levarsi un dente, dico così, banale, però il coraggio che ha questa signora e tante altre, io non lo so se l'avrei, io ringrazio il Padre Eterno, non lo so, la mia genetica, ho fatto la mammografia, è andato tutto bene, non sono giovanissima, però la prevenzione è utilissima e purtroppo tante persone per timore non la fanno, io ne conosco di tutte le età. E un'altra cosa, complimenti al campionissimo Ghedina e al signore che è di fianco del judo, Vittorio Casellato. Casellato, ecco, scusa, non mi veniva in mente, e sì, sono una che memorizza i nomi, e complimenti, perché è vero, lo sport rende forti, rende anche autonomi, però devo anche dire una cosa, io ho un nipote che anni fa, quando avevo 14 anni, ho detto: ma perché no, a mio marito non gli facciamo fare il judo? È andato 2 volte. No, non mi piace, per carità, può essere. Poi questo no, c'è una parte di gioventù, scusa Mirella, mio nipote ha 19 anni, che sono pigri. I social, ben venga la tecnologia, ha detto giusto che erano altri tempi i nostri, cioè le generazioni mie o anche più giovani, perché adesso i social impegnano così i ragazzi, le ragazze, che si isolano. È vero questa cosa? E io ho fatto l'esempio di mio nipote, ma ne conosco altri. Grazie Sandra, devo correre, comunque sei stata molto chiara nelle tue parole, vedi c'è adesso vorrei sentire anche Vittorio Casellato, quello che non riesco a capire, una volta andavi a scuola e durante l'ora di scuola c'era anche l'ora di ginnastica, se non sbaglio, no? Sì. E non era obbligatorio, cioè lo dovevi fare, punto. Allora, se queste famiglie riuscissero a capire, sti genitori, che io ti porto a fare movimento e tu lo devi fare, scegli quale movimento vuoi fare, ma tu devi fare movimento. Vuoi camminare? Camminiamo. Vuoi allenarti? Ti alleni. Ma devi farlo. Il problema è che questa parola devi impegna il genitore. Allora cosa succede? Siccome non mi voglio impegnare, mi aggrappo a qualcos'altro, dove? Dicendo, ma mio figlio è pigro, non ha voglia di uscire, di fare, come abbiamo sentito, perché non c'è nessuno che gli dice devi muoverti, ma lo devi. No, certo. Vuoi, devi. Cosa dici Vittorio? Allora, la parola devi. Prima parlavo con l'amica Petra riguardo proprio il fatto del dare il consiglio di praticare lo sport. Spesso parlo con dei medici e dico: ma perché non prescrivete ai vostri pazienti lo sport, il movimento? Preferiscono le medicine perché è una via più breve. E adesso per i ragazzi è più facile stare davanti al cellulare che non andare in una palestra e costruire un campione. Cristian, che è un campione, ha dedicato senz'altro tantissime giornate sue a 14-15 anni allo sport. È chiaro che è un sacrificio, però è un mattone su mattone che crea l'uomo
e crea il campione. E quindi ci vuole la voglia da parte dei dirigenti no, tu vai a fare qualcosa, scegli cosa, come dicevi giustamente tu, scegli cosa, che sia il judo, che sia il calcio, che sia queste cose, però è più facile dire, vabbè, se non ha voglia, pazienza. Allora, molto importante, però adesso voglio sentire anche da te l'adrenalina, anche tu l'hai provata, anche tu come Cristian eri un po' sopra le righe, questa voglia di fare, di arrivare, e hai scelto questa disciplina. Cos'è l'adrenalina per te? Ce l'hai ancora anche tu? Assolutamente sì, l'adrenalina è un qualcosa che ti fa vivere bene, ti fa provare delle sensazioni che altre cose non ti fanno provare. È bello vincere la medaglia, sì, ma anche raggiungere un risultato che ti porta a migliorare, alzare sempre l'asticella, per me è adrenalina pura. Poi se come il campione Ghedina vinci anche alle Olimpiadi o cosa, tanto meglio, ma non è per tutti, non è fondamentale. L'importante è sentire dentro la voglia di. Allora, io avevo sentito una ragazza, era proprio una ragazza che ha partecipato alle Paralimpiadi, e ha detto una cosa bellissima: a me non interessa vincere, se vinco meglio, ma per me l'importante è partecipare, esserci, quello è l'importante, ha detto Mirella. Vincere sì, però anche partecipare, esserci, dire sono stata, c'ero anch'io, è già un traguardo per noi che ci giudicano ancora in maniera diversa e ci guardano in maniera diversa, è una cosa incredibile. Allora Petra, adrenalina anche per te, tantissima, specialmente quando magari per la terza, quarta volta devi entrare in questa sala operatoria, però fidarsi di questa squadra, però l'adrenalina c'è sempre, ma anche quando esci dall'ospedale, che è quella che devi trovare in te stessa, che ti darà il là per muoverti, prego. Sì, ma non solo. Per noi l'adrenalina è ogni qualvolta si fa un attacco, una risonanza, perché poi comunque oltre agli interventi si hanno le visite di controllo, gli esami di controllo, quindi per noi ogni volta diventa un'adrenalina anche questo, un attacco, una risonanza, una pet-tac, quindi noi siamo entrate diciamo in quella vita parallela, no? Perché noi viviamo in una vita parallela, che si tratta la vita quella diciamo normale di tutti i giorni, la chiamiamo normale, ma magari non è più normale perché magari ci troviamo a casa dal lavoro, la nostra vita è cambiata di moltissimo e ci troviamo con questa vita parallela dove appunto dobbiamo avere questa adrenalina per avere una grande forza di lottare ogni giorno. Grazie anche alla nostra Petra Denzani, avete sentito quante cose impariamo anche questa mattina, ma soprattutto anche essere un po' umili, capire l'importanza di far parte di una comunità e di mettere quella famosa goccia, ognuno di noi lo può fare. Però questa goccia qualcuno non la mette, parole al vento, quello che stiamo dicendo per qualcuno. Andiamo a sentire cosa è successo a Meolo, questo parroco che ha negato il campo di calcio alla squadra femminile. Andiamo a sentire. Campo da calcio negato dalla parrocchia alle giovani atlete dell'Under 15 del calcio Meolo perché la comunità non è pronta, a cosa non si è ancora capito, ma quel che è certo è che la questione sta sollevando un vespaio di polemiche. Il campo è quello di Losson della Battaglia, frazione di Meolo, per il quale la locale società calcistica ha chiesto al parroco l'utilizzo ottenendo risposta negativa. Mi viene da dire inizialmente di sgomberare il campo da ipotesi diciamo di chiusura della comunità e discorsi legati alla questione di genere. Assolutamente questo non rappresenta di certo la comunità lossonese o meolese e sono convinto che qui ci sia anche un malinteso con le dichiarazioni che sono state rilasciate dal parroco. Lo stadio a Meolo c'è, ma non ci sono gli spogliatoi e i servizi separati per garantire la privacy delle atlete prima e dopo allenamenti e partite. Il sindaco auspica in una soluzione anche alla luce del notevole interesse che il calcio femminile sta riscuotendo tra le giovani del territorio. Quest'anno è la prima volta nella storia diciamo, di Meolo che una squadra di calcio femminile si iscrive al campionato e quindi si necessitano determinate strutture per garantire il regolamento e comunque anche giustamente da privacy la gestione anche degli spogliatoi. Dopo il no della parrocchia, l'amministrazione comunale ha trovato comunque una soluzione provvisoria. Ci siamo arrabattati diciamo così per trovare una soluzione di emergenza che consenta il cambio
alle atlete negli spogliatoi del vicino palazzetto dello sport e per poi farle trasferire in campo sportivo per giocare la partita. Il sindaco, a nome dell'intera comunità, spera che a breve sia possibile trovare una soluzione più adatta e comoda per le ragazze della squadra. Spero però che ci sia nel breve un passo indietro anche da chi ha detto questo no, secondo me, troppo alla leggera, che ci ripensi quantomeno. Allora, Cristian Ghedina, come commenti questo servizio nel 2024? Immaginavo che mi chiedevate a me, però io sono un po' basito di questa, non ne capisco il motivo. Sì, mi sembra di aver capito che c'è il problema degli spogliatoi, i bagni, per il discorso femminile, però mi sembra che è un problema che si possa risolvere molto velocemente. E non penso che sia proprio questo il problema. Mi stupisce e io mi auguro che si risolva velocemente questa incomprensione, che ci sia stata un'incomprensione. Se è una volontà non me ne so dare una spiegazione. Sentiamo Vittorio Casellato. Vittorio? Imbarazzante nel 2024 fare queste distinzioni di genere e queste difficoltà che non ci sono, perché basta eventualmente dire ai ragazzi di arrivare già in tuta e di andare via se proprio c'è questo problema, ma spazio, anche i bagni chimici. Ma fra l'altro, spazio a tutti coloro che vogliono praticare lo sport, maschi o femmine che siano. Petra? Purtroppo siamo nel 2024, però io da donna posso dire che ancora oggi c'è la distinzione di genere, in tantissime cose. L'importante, vedi, e lo dico ai miei ospiti e anche a voi a casa, l'importante è parlarne, non far finta che non sia successo o mi no vo combatta, no, mi vo combatta. Allora chi di dovere dovrebbe andare dal parroco e spiegare come mai questa risposta, visto che c'è un Papa che dice aprite le chiese e poi abbiamo anche delle chiese completamente chiuse perché il parroco ha paura di aprirle perché ha i razzisti all'interno del paese, capite bene che non si fa, però il Papa continua questa missione di pace. Qualcuno lo critica, lo condanna, io dico se non ci fosse dovremmo inventarlo per quello che sta cercando di far diventare anche una chiesa povera ma ricca di valori, quello che è veramente il suo obiettivo e forse se riusciamo a raggiungere certi obiettivi è anche merito di questa figura importantissima che abbiamo la fortuna di avere. Detto questo ringrazio i miei ospiti, Cristian Ghedina, campione, grazie veramente Ghedina, mi raccomando piano con l'adrenalina perché è una famiglia, ecco devi insegnare i figli, perciò va piano con l'adrenalina, spero di averti ospite ancora, veramente grazie Cristian, saluto Vittorio Casellato, maestro di judo sesto dan, di essere stato con noi e per quello che fa anche il nostro Vittorio veramente per l'inclusività e soprattutto Petra De Zanet, questa associazione Acto che sta facendo una prevenzione incredibile per aiutare queste donne che ce la stanno mettendo tutta anche per guarire. Grazie. Pubblicità. Si parte con altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Massimiliano Solinas, presidente e direttore tecnico Switch Boxing. Grazie veramente Solinas di essere qui. Assieme all'impresario Leo Bassi parleremo ancora di sport. Queste discipline importanti per la vita, per la crescita, anche per i valori che possono trasmettere. Allora Massimiliano Solinas, oltre a essere presidente e direttore tecnico di Switch Boxing, tu fai anche un'altra importante professione che è l'insegnante. Pensate, questo che coniuga queste due realtà, che vive la quotidianità dei giovani, di quei giovani, e poi ne vive un'altra quando va ad allenare di altri giovani. Ecco, che differenza vedi e come mai vediamo questi ragazzi che hanno perso la via, quella via principale che è la via retta? Prego. Buongiorno a tutti. Allora, io ho notato questo, che comunque i ragazzi, quando io sono insegnante a scuola, quindi quando ho le prime
faccio l'intervista ai ragazzi: che sport hai fatto nella tua vita, che sport vorresti fare, perché non lo fai. La motivazione spesso è non ho tempo. Allora gli dico, non ho tempo è perché vuoi andare in giro con i tuoi amici, ma potresti farlo comunque, perché con i tuoi amici potresti frequentare una società sportiva e potresti divertirti allo stesso modo. Il discorso secondo me è che ragazzi che vengono in palestra e si allenano cercano quella motivazione per dare un senso magari alle cose che fanno. I ragazzi invece che magari hanno difficoltà ad andare in un centro ad allenarsi, oppure dicono perché non ho tempo, è perché proprio hanno perso magari l'orizzonte e stanno cercando magari di trovare una collocazione nella loro vita che può essere fatta magari da frequentare i pari o cercare di creare gruppo, di essere accettato magari in una realtà che non è magari la realtà dettata da regole, ecco. Quindi non aver regole, andare in giro, interfacciarsi sempre con i propri pari che comunque dicono sei stato bravo anche magari quando hai fatto una marachella, per non dire altre cose o parolacce. Fa sì che gli dia più motivazione per stare nel gruppo, perché se ovviamente ci sono tutti gli amici che gli danno sempre la pacca sulla spalla quando ci sono fanno e combinano, passatemi il termine, casini, è ovvio che io sono più felice a stare con i miei amici perché mi ritengono figo. E invece nelle palestre non funziona così, perché se tu vieni e non ti comporti bene ci sono io che ti tiro le orecchie, ci sono io che brutto da dirsi, ma io faccio fare i piegamenti quando uno mi arriva in ritardo. Io vengo dall'arte marziale, per cui è un po' il comportamento è quello marziale. Non dico che devono fare i piegamenti perché arrivano in ritardo, però sai, arrivare in ritardo a un allenamento, l'allenatore, anche l'allenatore di basket, penso che tiri le orecchie. Non è così scontato. Allora andiamo a vedere proprio questa intervista a Massimiliano Solinas, proprio per capire l'importanza anche di questa disciplina, e poi la commentiamo con Leo Bassi. Andiamo a vedere l'intervista. Adesso parte. Vediamo se parte, se no inizio con Leo Bassi. Allora Leo Bassi, abbiamo sentito le parole di Solinas, queste parole importanti che ha detto: se sbagli, che arrivi in ritardo, io ti devo fare qualcosa, non è una punizione, ma è per farti capire disciplina, che l'orario è molto importante, specialmente negli allenamenti. Prego Bassi. È la disciplina, alla fine la sport è questo. Aggiungo quello che ha detto Solinas. Sì, Solinas. Allora, c'è anche un problema di chiusure delle impianti, delle strutture sportive, perché la riforma dello sport ha determinato la chiusura del 15% delle società sportive italiane. Stiamo parlando di 14.000 società al momento, quindi i punti di riferimento di cui si parlava sono sempre di meno. Consideriamo che gli oratori quasi sono tutti scomparsi, l'attività che un tempo si faceva nelle strade, per carità, adesso con i problemi che ci sono, i pericoli eccetera, non esiste più, i campetti del calcio non esistono più, le aree sportive attrezzate dai comuni sono quasi sempre fatiscenti o tenute malissimo o messe lì soltanto per per tagliare il nastro. Ecco, perché noi in Italia siamo campioni del mondo delle inaugurazioni e siamo gli ultimi del mondo nelle manutenzioni. Quindi noi apriamo i parchi pubblici dove i ragazzi possono cominciare a svolgere attività, dopo 4 mesi hanno l'erba alta così e nessuno li controlla, nessuno li mantiene. Quindi abbiamo un problema anche di posti fisici dove i ragazzi possono svolgere la loro attività. E poi c'è un problema di costi, perché l'avevo detto anche credo in qualche altra trasmissione, quello che un tempo era gratuito, cioè parliamo del calcio. Il calcio è l'attività nazionale, tutti i bambini giocavano a calcio, no, poi qualcuno rimaneva, qualcuno non rimaneva, si comincia con i barattoli e si finisce poi in Serie A, però questo era il percorso.
Adesso il calcio costa, cioè una famiglia deve sostenere 600-700 euro all'anno per portare il bambino a giocare, a svolgere l'attività più semplice, più che un tempo era gratuita. Quante famiglie se lo possono permettere? Non tutti, non tutte. E quindi abbiamo, anche le società di calcio non riescono più a fare le squadre pulcini, che sono quelle diciamo dai 5 ai 6-7 anni. Non le fanno più perché non ci sono più aderenti. Tutti questi problemi, di tutti questi problemi dovrebbe occuparci lo Stato. Purtroppo, dico io, perché stiamo andando in un percorso molto difficile per queste famiglie, perché soldi in tasca ce ne sono sempre meno. Io ne so qualcosa, un banco solidale, perciò posso dire che mai poi mai mi sarei immaginata di vedere arrivare al banco famiglie per bene che con 2 stipendi non ce la fanno più, perché affitti altissimi, il caro vita poi vedremo altissimo, e perciò se qualcuno sarebbe ora che desse delle risposte, ma con fatti, non con parole. Allora andiamo a vedere l'intervista a Solinas. Io mi chiamo Massimiliano Solinas, abbiamo la scuola, la Silea, di fronte al The Space Cinema. La nostra scuola si occupa di pugilato e di kickboxing, e la kickboxing quella da ring ovviamente, quindi come attinente al pugilato. Allora, una cosa che mi preoccupa sono queste baby gang, questa aggressività. D'altra parte sono ragazzi che hanno un'energia, la stanno tirando fuori nella maniera sbagliata. Lei cosa vorrebbe dire? Cosa si potrebbe fare per far capire a questi ragazzi che la stessa energia può essere tirata fuori in maniera positiva anche facendo questa disciplina? Innanzitutto io sono anche un insegnante a scuola, quindi ho a che fare proprio con i ragazzi anche quelli che sono un po' peperini. Io sono dell'opinione che lo sport, qualsiasi sport, che sia sport da combattimento, che sia il calcio, che sia il rugby, che secondo me è molto educativo, che siano l'atletica leggera, tengono i ragazzi impegnati, ok? E li tengono un po' più lontani dalle strade, ma soprattutto scaricano le tensioni, le frustrazioni che in questo periodo i ragazzi stanno accumulando, con tutte le realtà e tutti i messaggi che vengono lanciati purtroppo da tutti questi social. Quindi sì, più sport sarebbe ideale per tenerli più impegnati e meno sulle strade. Diciamo che il messaggio che lancio sempre io anche a scuola, quando mi dicono non ho tempo di andare a fare sport, allora la mia domanda è: quanto tempo è che studi? Perché se studi dalle 2 alle 10 di sera vuol dire che sei bravissimo, ma dubito che tu possa studiare tutte queste ore e che non hai il tempo perché ti piace più passare il tempo con gli amici. Che è bello passare il tempo con gli amici, però deve essere un tempo sfruttato al meglio, non per fare... Oppure col telefonino o col computer più che con gli amici, perché c'è molta solitudine. Ecco, io vedo questi ragazzi molto soli, non c'è niente da fare, sono fragili, forse dobbiamo capire che queste sono grida di aiuto, dobbiamo intervenire noi, siamo noi che dobbiamo fare prevenzione per loro. E io sono assolutamente d'accordo, penso che siamo noi grandi che dobbiamo fargli capire un po' che il telefonino è una perdita di tempo. Purtroppo questi ragazzi qua sono vittime anche del periodo che abbiamo fatto nel 2020, per cui dove la socialità è stata un po' messa a dura prova dalla dissocialità, per cui dallo stare lontani. Quindi sì, bisognerebbe più impegnarsi nel fargli capire che fare attività di gruppo, qualsiasi che essa sia, è un'attività che fa bene alla salute, fa bene alla salute e soprattutto li tiene fisicamente e mentalmente impegnati. Grazie veramente, buon lavoro. Intervista molto chiara, limpida, trasparente di Massimiliano Solinas. Lui sa che si potrebbe centrare l'obiettivo anche con questa disciplina. Prego, Bassi. Ma questa disciplina sarebbe perfetta, ma io penso che tutte le discipline siano adatte, perché il concetto della disciplina, delle regole, degli orari e del rispetto e anche del silenzio, no, nel gruppo, queste valgono per 38 discipline. Il CONI è organizzato in 38 federazioni.
con le quali noi otteniamo dei grandissimi risultati sempre a livello olimpico, e questo dovrebbe essere il punto di partenza per far capire che all'interno di queste 38 strutture c'è spazio per tutti, anche coloro che anche per ridare un senso sociale, ecco, allo sport. Un'altra cosa che volevo chiedere a Massimiliano Sollinas, dopo aver sentito anche Leo Bassi, è quello che si potrebbe fare concretamente, subito, con questi ragazzi che magari stanno cercando di prendere delle vie completamente sbagliate, che poi non fanno del male solo a se stessi, fanno male alla famiglia ma a tutta la comunità, anche perché poi in comunità questi ragazzi costano, non è che siano gratuite queste comunità, è una spesa che dobbiamo, ecco, sostenere tutti noi. E allora, visto che dobbiamo sostenere la spesa, vogliamo anche capire che spese dobbiamo e dove, ma soprattutto cercare di far capire che forse ci sono delle realtà che si potrebbe fare subito. Prego, Sollinas. Ma io sono d'accordissimo su questo, nel senso che questi ragazzi, magari ci sono dei ragazzi, io ho avuto anche esperienze di ragazzi che hanno commesso dei reati e per assolvere questi reati hanno avuto la possibilità, perché secondo me la ritengo una grande possibilità, di fare la messa alla prova. Quindi la messa alla prova è un periodo che viene determinato dal giudice, dove questi ragazzi devono frequentare, magari in quel caso là era il mio centro, stare a fianco a me, dove io comunque in coordinazione con assistenti sociali che lo seguivano, il tribunale, facciamo le relazioni periodo per periodo, e quindi abbiamo dato la possibilità a questo ragazzo di vedere anche un altro stile di vita, non solo stile di vita da strada, ma lo stile di vita anche di uno sportivo magari. Devo dire che questa esperienza è stata molto positiva, ma d'altronde adesso si chiama scienze motorie, no? Adesso si chiama scienze motorie, ma purtroppo sono vecchio, per cui sono un vecchio ISEF, Istituto Superiore di Educazione Fisica. Quindi l'educazione fisica non è solo educazione per come ti devi allenare, ma è un'educazione a 360 gradi di come vivere la vita. Per cui questo è molto importante. Volevo aggiungere una cosa a quello che dicevo prima, e agganciandomi a questo commento, che è un problema di sensibilità, è un problema, qui ci vuole una rivoluzione culturale della società. Allora, nel PNRR, di cui si parla tutti i giorni, lo stanziamento che è stato previsto nel nostro paese per lo sport, quindi per l'agevolazione dei ragazzi che possono fare sport, è lo 0,4%. All'interno del totale stiamo parlando di circa 300 milioni. In questo importo ci sono anche le ristrutturazioni delle strutture scolastiche. Allora, in Italia ci sono 25.000 scuole, 13.000 non hanno una palestra. Quindi di questi soldi una grandissima parte andrà a ristrutturare, non so come e non so con quali mezzi e con quali risultati, le palestre. Il resto, ma è niente, è marginale. Quindi questo la dice lunga sulla percezione del problema dello sport e dell'attività sportiva nel nostro paese. 0,4% su 20, quanti sono i miliardi? 220 miliardi, sono circa 300 milioni di euro. Niente. Anche perché dobbiamo ricordare sempre, che forse qualcuno se lo dimentica, che il grande campione è nato nella piccola società. Cioè non è che il grande campione sia nato nella grande società, anzi, se guardiamo poi i campioni di adesso, che vediamo anche nelle squadre di calcio, ma non solo, nel basket, in tutte le discipline, vengono da paesi dove proprio non c'è niente di niente assolutamente. Come abbiamo visto il campetto di Meolo, non è che abbiano i bagni, abbiano tutti questi comfort, eppure questa forza che hanno, ecco, questa nel DNA non c'è niente da fare, il campione si nasce, non si diventa perché però si nasce anche nel DNA. Prego Sollinas. Ma questo anche perché lo sport è una forma di riscatto, per cui è visto anche come una forma di riscatto. Io vengo da un po', ci sono tantissimi campioni che hanno detto mio padre non poteva, eppure è venuto sia del calcio, mi accompagnava, mi portava.
prendiamo in considerazione anche le sorelle Williams del tennis, che vengono da un borgo dove era facilissimo che loro finissero a fare magari una vita sbagliata, e il padre, nonostante la sua povertà, perché faceva mattina e sera, lavora la mattina e lavora la sera per poter consentire alle figlie di poter fare sport, e poi dopo ha tirato fuori 2 campionesse a livello internazionale conosciute in tutto il mondo. Allenandole lui all'inizio, poi dopo è riuscito a farle entrare nel centro la Miami, e poi dopo pian piano è venuto, non a Miami, in Florida, e poi dopo è venuto, sono venute fuori, è venuto tutto il resto, campioni di calcio, i ragazzi. Anche negli sport da combattimento è facile vedere un ragazzo che magari viene da un posto disadattato, da un posto disagiato, e poi viene fuori un campione. Noi abbiamo anche le ultime Olimpiadi, no? Di quelle che sono le medaglie di cui parlano i giornali, poi si vede che da dove arrivano questi ragazzi? Arrivano tutti da paesi. Sì. Non vengono da Torino, da Milano, no? Non vengono da Venezia, no? Da Firenze, arrivano da... Allora, Roncadelle quest'anno è un paese vicino a Brescia di 8.000 abitanti, o credo 10.000 abitanti, e ha preso 3 medaglie d'oro. 3 atleti hanno preso la medaglia d'oro in un paese piccolissimo. Poteva succedere a Silea, no? Ecco, la stessa cosa, perché esattamente quello che si diceva prima, sono i piccoli centri che sono i punti nevralgici. Che poi escono i campioni. Da dove escono i campioni. Allora andiamo a vedere anche il karate, andiamo a sentire l'intervista dell'allenatore Giuseppe Merulla. Andiamo a sentire. Eccoci, un saluto e ben trovati da Treviso. Io sono Giuseppe Merulla, sono una cintura nera di karate e di jiu-jitsu, pratico questo sport da diversi anni e da molti anni ho la fortuna di praticarlo all'interno della società SKJ 2002. La nostra società, dove è possibile praticare diverse arti marziali, ma fra poco vi parlerò di quello, ha 3 sedi, la sede di Fontane, la sede di Carità e la sede di Visnadello, quindi gli amici trevigiani conoscono queste realtà locali. Chi ci sta seguendo da fuori provincia di Treviso sappia che sono per l'appunto 3 luoghi che si trovano nella provincia di Treviso. Oggi è una giornata particolare qui a Treviso perché si parla di sport, si praticherà sport con un occhio alla inclusività. Spesso e volentieri la società di oggi tende ad escludere. Lo sport è ancora estremo baluardo perché lo sport è inclusivo e anche le arti marziali sono inclusive. Dietro di me sicuramente potrete notare i nostri giovani atleti, i nostri giovani campioni che stanno praticando un percorso ludico motorio, perché è bene sapere che alla base di qualsiasi attività sportiva e in primis delle arti marziali c'è necessità che i nostri piccoli ragazzi conoscano il nostro corpo, come reagisce e come si muove all'interno di situazioni particolari. Questo percorso ludico-motorio permette ai nostri ragazzi di saltare, di muoversi zigzagando, di andare avanti, indietro, tutte situazioni che poi si andranno a ricreare quando un domani faranno arti marziali anche a livello agonistico. È un modo come un altro per farli giocare e per non metterli subito di fronte a una situazione che per loro, come potete immaginare, potrebbe essere complessa, perché sì che l'arte marziale è aperta a tutti, sì che l'arte marziale è inclusiva, ma è pur vero che come tutti gli sport va iniziata ad utilizzare va utilizzata con cautela, soprattutto quando ci si trova con queste giovani e piccole età dove sono in pieno sviluppo sia motorio, fisico, ma soprattutto anche dal punto di vista mentale ed emotivo. E visto che si parla di inclusività, è bene ricordare che le arti marziali sono aperte a tutti. Abbiamo Roberto da Salzano in linea. Ciao Roberto. Buongiorno. Volevo proprio intervenire su questo discorso dello sport. Io siccome faccio volontariato e sono a contatto. Prego. Salve, buona giornata. Volevo intervenire sul discorso dello sport. Diciamo che noi siamo bravi nelle Olimpiadi, però la maggior parte degli atleti fanno parte dell'Arma, non è che ci siano molti che non fanno parte dell'Arma. Volevo dire un'altra cosa, io abito in un paese che ha 13.000 abitanti, io ho 72 anni, quindi conosco il paese. Allora, anche il parroco
al giorno d'oggi non vuole più lasciare i ragazzi che vanno a giocare nel campo sportivo. Questi ragazzi dove devono andare? Perché il problema, possono dire tante cose. Allora io cammino nel paese, questi ragazzi non hanno uno spazio, c'è lo spazio per gli anziani, c'è lo spazio per qualcos'altro, ma i ragazzi dopo la scuola dove devono andare? Vanno vicino al bar? Vanno dove? Il campo sportivo comunale è chiuso perché non possono andare a giocare. Ci sono delle cose che non sono mai state considerate nel nostro paese. Io quando ero giovane andavo sempre in campo sportivo perché era aperto a tutti. Esatto. Adesso per andare a fare qualche sport si deve pagare per forza. Non è che i genitori che abbiamo delle buste paghe altissime che possiamo far lo sport a 2 bambini. Poi il problema più grosso è anche un altro. Chi li porta questi ragazzi a fare sport se i genitori lavorano? Se sono piccoli, se ci sono i nonni che sono disponibili li portano, ma tra la scuola e qualcos'altro per forza non ci vanno. Il problema grosso è che non viene sentito nel nostro paese il problema dello sport, il problema del raggruppamento fra i giovani, perché non ci sono posti, è facile parlare, dire, discutere, ci sono dei posti in cui ci sono dei volontari che ci danno il cuore per far giocare questi ragazzi, e poi li trovi sempre per la strada. È inutile dire non c'è socialità, è colpa sua, non è colpa sua di loro, è colpa della società. L'unico posto che si può andare nel mio paese è come si chiama? L'oratorio del prete. Ma molti ragazzi perché la società siamo molti dei, c'è chi crede, chi non crede, molti non ci vanno perché non hanno la voglia di andarci, quindi bisogna partire dall'inizio, mettere nella nostra cultura che lo sport è una cosa importante, molto importante di tante altre cose che non servono e non sempre dalla colpa ai giovani del telefonino, del computer, perché sono costretti a fare qualcos'altro, il tempo lo impiegano in cose che sono poco utili, ma non per colpa loro, per colpa della società, prima di tutto perché hanno impegnato i loro genitori 8 ore su 8 a lavorare. Mi auguro sinceramente che i nonni vivano fino a 150 anni, perché io faccio il nonno. Se non ci fosse sarebbe un casino per i miei figli. Vi saluto, buona giornata. Grazie veramente Roberto per questa telefonata che fa capire molte cose, fa capire perché dobbiamo ancora sentire che un parroco nega il campo da calcio alla squadra femminile. Allora andiamo a vedere l'intervista proprio di questa squadra femminile all'ippodromo Sant'Artemio. Andiamo a sentire cosa dice l'allenatore. Calcio maschile e qui invece parliamo di calcio femminile con... Io sono Salvatore Ferla, sono il presidente della società di calcio femminile di Treviso, l'unica che c'è, che quest'anno che fa settore giovanile, insomma, bambine dai 5 ai 14 anni. Terza edizione di Sport Senza Barriere, cosa vede, cosa si sente di dire? Sicuramente è una cosa molto importante, perché è appunto il discorso della parola senza barriere. Quest'anno, come vedete, noi in questa occasione stiamo facendo lo sport, cioè la partitina e quello che stiamo facendo oggi, insieme a ragazzi che spesso che generalmente in passato avevano avuto delle barriere, adesso vedo che le cose si aprono e quindi cosa importantissima questo, indipendentemente dal resto. Condivide che sono ragazzi con un nome giusto che io chiamo, che sono diversamente agili? Esatto, forse è diciamo, l'espressione migliore che ci possa essere, perché non abili non è vero, perché io ne ho visti 2 qua che tecnicamente sono superiori a ragazzi che allenavo, e quindi il problema è giustamente che ci sono qualcosa che li blocca su un altro lato, insomma, quindi però l'impegno che ci metto, certo. Allora, diversamente giovani, non vecchi, e diversamente agili, perché hanno tutte le prerogative per fare quello che fanno tutti. I diversamente giovani va bene anche per noi, o almeno per me che ormai sono 71, però adesso per la battuta, però il discorso sicuramente sì, il discorso di come indicare certe cose è importantissimo. Senta Ferla, non le sembra che li abbiamo già etichettati abbastanza, che ora li chiamiamo per nome e cognome? Esattamente, certo.
Siamo in sintonia allora. Certo. Grazie Grazie a buon voi, lavoro, grazie. Allora, Leo Bassi, diversamente agili, prima tante etichette, nomi che mi vergogno perfino a pronunciare, eppure domenica, come ha detto anche Vittorio Casellato, maestro di judo, che era ospite prima di voi, io non ho visto diversità. Io ho visto persone che giocavano assieme e nessuno si accorgeva che erano diversamente agili, come li chiamo io. Prego, Bassi. Ma veramente è un magma incandescente quello degli atleti, che una volta con una parola bruttissima si chiamavano handicappati, per fortuna adesso non si usa più questa parola, e diciamo che la compassione è diventata comprensione, e questo è un grande salto, quasi un salto quantico che è stato fatto negli ultimi 20 anni, perché sono ancora tanti passi da fare, però lo sport ha aiutato tantissimo la sensibilizzazione verso i diversamente agili, che mi piace ancora di più che diversamente mi piace anche a me agili. questo termine. È una cosa, Mi piace? sì, è molto, L'ho coniato io. è molto giusta. Ad altissimo livello, visto che sono appena finite le Paralimpiadi, che hanno fatto un determinato record assoluto per le medaglie dell'Italia, non è una cosa secondaria, c'è stata una copertura televisiva completa. La RAI veramente ha fatto, devo dire, un grandissimo lavoro, perché ha fatto quasi le stesse ore delle Olimpiadi dei cosiddetti, fra virgolette, normali. Quindi, e questo certamente è stato un segnale di sensibilizzazione che deriva proprio dal movimento sportivo. Io recentemente, proprio prima delle Paralimpiadi, avevo incontrato il presidente, l'equivalente di Malagò, no? Si chiama Luca Pancalli, una persona intelligentissima. Fantastica. Sì, una persona fantastica. No? Devo dire la verità che è anche difficile fare small talk. Speriamo che diventi lui presidente. Small talk, no, volevo dire una cosa, è difficile fare small talk con lui, perché si comincia a parlare del tempo, si finisce a parlare del Big Bang, cioè è una persona intelligentissima, molto colta, e giustamente ha detto una cosa, ha detto: noi combattiamo contro uno dei punti di riferimento sbagliati della nostra società, che la vita deve filare sempre liscia come l'olio. La vita non fila liscia come l'olio, noi non siamo però né eroi né sfigati, noi siamo atleti, e vogliamo essere atleti, e vogliamo che tutte le persone che fanno sport come noi siano considerati così. Allora, visto che abbiamo avuto l'allenatore della scherma storica, ma si era dimenticato di portare le immagini e le foto, andiamo a vedere invece il video che abbiamo fatto proprio all'ippodromo, perché c'era la scherma storica. Solinas diceva bellissima, perché sì, veramente vedrete come sono equipaggiati. Andiamo a vedere scherma storica. Allora, finalmente vediamo questa scherma storica. Abbiamo avuto in trasmissione proprio un assaggio, diciamo, ma a parole. Oggi siamo con Andrea Rudattis, istruttore del corso di scherma storica presso la sala di scherma Ettore Geslao di Treviso. Allora, finalmente riusciamo a vedere cos'è questa scherma storica. Allora, l'importanza, però vedo molti giovani. Beh, per fortuna sì, è uno sport inclusivo fondamentalmente, perché lo possono fare i giovani. Oggi abbiamo avuto anche parecchi bambini che hanno potuto provare qualcosa, e lo possono fare anche le persone più mature e più esperte, che comunque hanno modo di esprimere la loro capacità di lavorare su queste cose. Oggi ha visto curiosità, partecipazione, cosa ha visto? Beh, interesse sicuramente, molta curiosità, è una cosa effettivamente che, anche se sta crescendo, è ancora di nicchia, entusiasmo anche, e molto rispetto per questo tipo di pratica, che è secondo me una cosa importante. Allora, diciamo ai ragazzi, invece di girare col coltello, invece di fare a pugni, che provino questa scherma storica, che di adrenalina ne può dare tantissimo. Ne può dare tantissima, e secondo me aiuta anche a controllare certe cose, perché chi sa cosa vuol dire colpire una persona di solito si trattiene dal farlo. Molto spesso dietro la violenza c'è una fondamentale ignoranza, e invece avvicinarsi a questo aspetto dell'essere umano secondo me aiuta a conoscerlo, e conoscendolo anche a controllarlo. Grazie e buon lavoro e buon divertimento. Allora, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Allora, i miei ospiti parlavano veramente, intanto che guardavano questa scherma bellissima, questa scherma storica, bisogna avere l'autocontrollo, perché hai una spada. Solinas diceva: guardate che è pesantissima quella spada. Noi abbiamo anche un tecnico, Tommaso, che fa scherma storica. Allora, vedendo queste immagini, come vuoi commentare, Solinas? No, secondo me
ritorniamo, a parte che la scherma storica comunque è sempre uno sport da combattimento, no? Perché si usano le spade, vabbè, comunque è combattimento e comunque c'ha sempre le sue regole, le regole che vanno rispettate, c'ha il contatto con un avversario o un compagno di lavoro, e questo fa sì che tu inizi a capire cosa puoi e cosa non puoi fare, come ti devi controllare, come sai anche cosa vuol dire far del male, quindi tutte queste conoscenze qua ti portano a un autocontrollo interiore che comunque viene fuori. Chiunque faccia uno sport dove da contatto sa che il contatto comunque può essere dannoso e quindi ha maggior controllo nell'esporsi a un conflitto, okay? a un litigio per strada, uno magari che si è già sfogato, già in palestra, sa che magari comunque lui ha la possibilità ha le capacità di capire cosa è in grado di fare, e quindi queste capacità di capire cosa è in grado di fare ti fermano prima. Secondo me questo è molto importante. Allora andiamo a vedere, visto che Cristian Ghedina aveva mandato anche un video, ma l'ho tenuto dopo per i miei ospiti, andiamo a vedere, visto che avevamo parlato di adrenalina, autocontrollo, adesso vedremo invece un video che parla di emozione. Andiamo a vedere l'emozione continua di Cristian Ghedina. Allora abbiamo visto proprio l'emozione, Leo Bassi con questo video. Cos'è l'emozione? L'emozione è qualcosa che ti prende dentro e non riesci a liberartene. Anche io capisco anche Ghedina che ha vinto 13 gare di Coppa del Mondo in discesa libera, fra cui Kitzbühel, e l'ultima gara che fece, aveva deciso di ritirarsi, lui arrivò a Kitzbühel, che è sempre stata storicamente la pista più difficile. Tra l'altro quel giorno era ghiacciatissima, freddissimo, quindi la pista pericolosissima, e lui non vinse, ma arrivò in spaccata. Fece la famosa spaccata, sì, con la famosa foto che poi ha fatto il giro del mondo, ma questo per dire che lui, capisco anche che non ce la fa star fermo, Così come un allenatore di calcio o un allenatore di qualunque attività, quando non ha la possibilità di allenare, quando non ha la possibilità del campo verde, eccetera, soffre. E soffrono anche le mogli spesso, perché poi alla fine ti tocca stare a casa, non ti voglio a casa, voglio che tu faccia... È una cosa che prendi da bambino, è una specie di malattia, no? È una malattia positiva, dalla quale se la prendi da bambino non ti liberi più. Però Leo Bassi, lo chiedo anche a Solinas, quando abbiamo visto anche questi scalatori precipitare, ecco, questo rischio che vai oltre il limite, eppure sai che hai una famiglia, sai che se succede quello che può succedere anche quando esci di casa, questo è vero, però tu superi un certo limite, inutile che ce la giriamo. Ecco, vediamo delle situazioni veramente, anche perché la montagna ha sempre a fianco il nome traditrice, non sai dove sta il nemico è sempre non dietro l'angolo, di più ancora. Cosa vuoi dire, Solinas? Passare il limite, l'adrenalina, l'emozione, ecco, arriva prima o dopo dell'adrenalina? No, allora parliamo di adrenalina, perché l'adrenalina, che è quella che si prova quando tu fai qualsiasi competizione, ti stai confrontando, anche il centometrista che comunque non ha contatto, perché non è di contatto, è uno sport ciclico, vai dritto, non ti devi scontrare con nessuno, però quando è nei blocchi ha i pori che stanno sprizzando adrenalina a 1000. E purtroppo l'adrenalina è una droga che la produciamo noi,
la miglior droga che ci, sì, la miglior droga che ci possa essere per noi è naturale, sano. A volte è difficile controllarla perché poi ne vuoi sempre avere. Purtroppo sono successi anche, a me viene in mente, perché ero appassionato di Patrick Degaillardon, che lui era un mito per me, andava, si lanciava, faceva, e poi è morto facendo la sua passione, seguendo la sua passione. Per cui sì, l'adrenalina è bella. Adesso io per esempio sono stato agonista, ed era bellissima. Quando ho smesso c'è stato quel momento un po' brusco di capire come fare a riprocurarmi l'adrenalina, e sono diventato un maestro, e quindi ho portato i ragazzi a combattere. La vivo diversamente perché sono loro che però posso garantirvi che anche a seguire i ragazzi l'adrenalina c'è sempre presente, e poi dopo c'è una componente umana di un'emozione e di soddisfazione mentre guardi quel ragazzo che magari ha vinto. Ma anche quello è un esercizio alla fine, sì, esatto. Perché anche controllare anche quella è un esercizio, sì. È una disciplina. Esatto. Però io continuo a insistere che tu puoi fare questo quando sei tu, non hai nessun impegno economico, morale, cioè ti confronti con te, perché sei solo, non hai, ma quando hai moglie, figli, io ho 3 bambine, ecco, per cui l'autocontrollo, io capisco che questi pori pulsano, però tu sai che passi il limite, perché c'è adrenalina e adrenalina, c'è un'adrenalina negativa e c'è quella positiva, esatto. Quella negativa è quello che ti fa superare il limite. Tu sai benissimo che quel giorno con quel sport che tu farai può succedere di tutto e di più. È più forte di te. E allora l'autocontrollo è no, è più forte di te, dovresti guardarti sempre allo specchio la mattina, quanti anni hai, se hai la stessa struttura, dovresti farti controllare ogni anno, no, da un medico, no, specializzato, cosa che succede nella maggior parte per le attività agonistiche, e poi sarai anche un padre, no? Ecco, se sei padre lascia stare alcune cose, però c'è una sottovalutazione. C'è una sottovalutazione perché si pensa sempre tanto a me non succede. Esatto, è quello e invece succede. Ce la farò anche questa volta, anche se sai che supererai il limite e non sarai sicuro se ce la farai. Allora, però secondo me, se posso aggiungere una cosa, secondo me queste persone che fanno queste attività hanno poco equilibrio. Hanno poco equilibrio nella loro vita personale, nella loro vita sociale, perché una persona equilibrata non si espone a questo tipo di rischi, a meno che non sia una persona un single che può affrontare la vita come vuole. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto il presidente dottor Bovio di questa bellissima iniziativa che abbiamo fatto all'ippodromo di Sant'Artemio, che ringraziamo sempre per aprire le porte, per far capire che un ippodromo non c'è solo l'ippica, non c'è il trotto, non c'è solo il galoppo, ma ci sono anche altri spazi per mettere assieme la comunità, spazi meravigliosi che noi a Treviso abbiamo la fortuna di avere, perché non tutti hanno la fortuna di avere questi spazi liberi, gratuiti, qua lo dico perché era tutto gratuito domenica, nessuno pagava niente, non so in giro quanto ci siano di queste iniziative completamente gratuite su spazi pubblico-privati meravigliosi. Allora andiamo a sentire cosa ha detto il dottor Stefano Bovio. Siamo col presidente Ippodromi Nord-Est, il dottor Stefano Bovio. Allora, giornata importante, presidente, tantissima gente, tante associazioni, sport, divertimento. Cosa vuole dire? Beh, che sono contento perché il messaggio è passato, vedo tanta partecipazione, vedo tanti giovani, bambini, è bello vedere l'ippodromo così, persone nuove, ecco, al di là degli abituali frequentatori, quindi una giornata molto positiva per me. Quanto importante è capire l'importanza che l'ippodromo non è solo ippica, ma anche inclusione, fragilità, squadra? Prego.
È importante perché, voglio dire, gli spazi liberi nel corso dell'anno dall'attività agonistica dei cavalli è tanto, per cui voglio dire, uno spazio che si presta perché ha tanti vantaggi, è libero, all'aria aperta, col parcheggio, con i servizi, con il bar, è a disposizione, e oggi abbiamo voluto dare la dimostrazione che si possono fare delle cose insieme alle corse e oltre alle corse. Grazie Presidente, buon lavoro e continuiamo con la quarta edizione il prossimo anno di Sport Senza Barriere. Senz'altro ci sarà, grazie. Grazie a lei. Allora, Leo Bassi, lei cosa vuole dire? Ecco, lei ha visitato, sa di cosa parliamo, lo conosce, questa meraviglia che abbiamo, qua parlo come manager, che è l'ippodromo di Sant'Artemio, ecco, cercare di creare proprio altre alternative senza intasare magari i centri storici, parlo in generale naturalmente, perché sennò chissà cosa vi dicono, ecco, attività che non lavorano perché viene tutto chiuso. Secondo lei lo sport, queste manifestazioni dove devono essere fatte? Dovrebbero essere fatte ovunque. Io vedo anche il Palaverde è sempre vuoto, l'ippodromo è sempre vuoto, non sempre vuoto, troppo vuoto. È troppo vuoto, il Palaverde è troppo vuoto, tante palestre sono troppo piene, no? E allora non capisco come vengono ridistribuite poi anche all'interno delle strutture sportive comunali, no? Gli orari, perché vedo società che chiudono perché non hanno più lo spazio, no? Poi vedo un impianto, si gioca la domenica, si gioca il sabato, poi chiuso sempre. Non so, forse bisognerebbe sedersi tutti intorno a un tavolo, tutti, ecco, e pianificare. Capire. Per quello che riguarda poi i centri storici, ci sono delle piazze che potrebbero essere attrezzate sistematicamente, non una settimana all'anno. Per quale motivo alcune piazze centrali della città di Treviso non vengono attrezzate permanentemente? Magari avremo meno baby gang e più attività sportiva anche semplice, controllata, monitorata e con un minimo di personale dedicato. Penso che costi meno il personale attrezzarle, no, che occuparsi delle baby gang con tutto quello che questo significa in termini di sicurezza, agenti, polizia, c'è addirittura l'esercito. A Treviso abbiamo l'esercito, c'è l'esercito che deve controllare uno spazio. Quanto è grande Piazza Borsa, tanto per dirne una? Non so, non mi pare che sia un problema così grande. È stata messa in primavera un bellissimo campo da basket, dopo una settimana l'hanno tolto. Perché l'hanno tolto? Deve rimanere sempre, no? Poi in inverno c'è la pista di ghiaccio, un mese, ma il risultato è che per 10 mesi all'anno non c'è mai nessuno. Ci sono le baby gang. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha mandato Leo Bassi, video sport, andiamo a vedere e poi commentiamo. Io questo? Tell me it's time to come home.
town with the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. E io infatti l'ho guardato e gli ho detto, ecco, questa è la motivazione per cui io faccio il mio sport. Magnifico questo, bellissimo messaggio. Bellissimo messaggio, perciò dobbiamo credere anche in questi ragazzi. Ne salvi uno, li salvi tutti. Esatto. Sì, Questa è stata stato molto importante. Grazie, Prego. grazie, veramente grazie a Massimiliano Solinas, presidente e direttore tecnico Switch Boxing, veramente grazie anche come insegnante, mentre Leo Bassi rimane con noi. Pubblicità. La nostra città, per capire se questi ragazzi che ormai cominciano a preoccupare sia il sindaco che il vice sindaco che la giunta, le forze dell'ordine, riusciranno a prendere altre strade. Questo è un avvenimento importante che abbiamo fatto all'ippodromo Sant'Artemio. Abbiamo visto che l'inclusione anche a 360 gradi è anche un'inclusione mentale. Prego vice sindaco. Sì, noi crediamo nello sport come un fatto sociale. Più che, oltre che la disciplina sportiva, è un fatto sociale, cioè che questi ragazzi e ragazze, perché altrimenti parliamo sempre che il problema venga solo dai ragazzi, dai maschietti, invece purtroppo abbiamo anche fenomeni non molto belli dalle ragazze, e questo è anche strano peraltro perché è diverso rispetto al passato, quindi è anche un disagio diffuso tra ragazzi che, bisogna anche dircelo però, che hanno subito un periodo di pandemia dove non esiste un precedente. Nessuno psicologo può spiegare adesso cosa hanno subito questi ragazzi, perché non esiste un precedente in cui dei ragazzi verso i 13, 14, 15 anni sono rimasti chiusi all'interno solo con un cellulare per 2 anni. Io non so cosa sarebbe successo a me a 14 anni, forse sarei evaso a quell'età, ma questi ragazzi subiscono questo, e lo sport, e guardate, abbiamo avuto per il primo anno dopo il Covid un grande abbandono dello sport. Molti ragazzi non praticavano più perché avevano perso il senso anche della competizione. Stanno ritornando. Domani abbiamo la giornata dello sport a Treviso, voglio dirlo, quindi portate tanti bambini e tanti ragazzi a provare tutti gli sport. Saranno penso quasi 50 società in Piazzale Burchiellati alle 4 di pomeriggio fino alle 8, perché lo sport è essenziale, ma io lo dico proprio la disciplina sportiva più che lo sport in se stesso. Certo, io ogni tanto vado a correre sulla restera, ma quello è una pratica sportiva di benessere. Lo sport vuol dire anche vincere, allenarsi per vincere, ma anche saper perdere, che è una cosa importante. Guardate, saper perdere più importante. Ed è difficile perdere. Io non conosco nessuno che gioisce quando ha perso, ma va bene così, specialmente in politica. Beh, sicuramente, ma anche io non ho mai visto, anzi mi stupisco se un atleta arriva secondo ed è felice. Deve sentire un po' il fatto che poteva essere primo. Perché? Perché si allenerà per arrivarci. E questo è importante, però l'importante è che dia il massimo per quel risultato. Ecco, io sopporto pochissimo, lo dico sinceramente, lo vedo spesso negli atleti professionisti, quando hanno un po' l'atteggiamento di avere la pancia piena, hanno quegli atteggiamenti un po' da star, devono sempre ricordarsi che ci sono tanti ragazzi che li vedono. Perché io poi vado nei campi in periferia e vedo i bambini, no? E ogni tanto li vedo che imitano i grandi campioni. Li imitano nel bene, lo imitano anche ogni tanto in degli atteggiamenti un po' da superstar, come con gli arbitri, si lamentano già da piccoli, no? E quindi io dico, gli atleti professionisti devono sempre ricordarsi l'immagine che danno. Quindi lo sport è inclusività, è disciplina, io voglio ripeterlo, è disciplina mentale anche, soprattutto mentale, fisica, perché fa molto bene. Noi ci stiamo lavorando tanto, non è semplice, ci vogliono tanti soldi, ci vogliono attrezzature. Per rendere lo sport inclusivo le attrezzature in Italia erano indietro penso di 30 anni, perché quando devi far entrare dei ragazzi con disabilità la struttura sportiva deve avere certi accessi, deve essere tutto fatto in un modo diverso rispetto a come era fatto una volta. Non era colpa di nessuno, la sensibilità era diversa. Se vogliamo incrociare sport maschile e sport femminile, quindi gli spogliatoi devono essere tutti doppi, cioè non è così semplice quando si dice attrezzarsi per fare sport di un certo tipo. Io dico anche una cosa, peraltro, abbiamo firmato la carta etica dello sport l'altro giorno sull'inclusività dello sport al femminile. Ecco, scopriamo che il 50% dei praticanti sport a Treviso è donna, quindi noi siamo già arrivati,
ma soprattutto fa anche sorridere che di 5 medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi, che gravita sul nostro territorio, su tutte 5 donne, le 2 schermitrici, le 2 pallavoliste e le 3 pallavoliste. Allora vediamo anche le immagini che abbiamo girato all'ippodromo, intanto che il manager sportivo Leo Bassi farà qualche domanda al nostro vice sindaco Alessandro Manera, visto che è un esperto. Abbiamo visto il video, ecco, con chi ha dialogato ha fatto sì che questi campioni parlassero. Allora Leo Bassi cosa vuole dire al vice sindaco? Oggi c'è una bellissima intervista sul Corriere della Sera a Julio Velasco, che conosciamo, ormai lo conosciamo tutti, chi non lo conosceva l'ha conosciuto un mese fa, e giustamente ha fatto la stessa domanda, ha detto ma lo sport, perché lo sport? Perché lo sport insegna, lui ha risposto, perché lo sport ti insegna a vincere, ti insegna a perdere e quindi ti insegna a vivere, perché è soprattutto dalla sconfitta che tu impari, quindi prendendo spunto a quello che diceva l'assessore. E la domanda che voglio fare a proposito di medaglie, allora abbiamo vinto 5 medaglie, nel totale delle medaglie vinte dall'Italia quest'anno, che sono 40, le donne ne hanno vinte più degli uomini. Abbiamo vinto 21 medaglie con le donne e 19 medaglie con gli uomini. Senza il supporto e la partecipazione delle donne alle Olimpiadi di Parigi, allora, l'Italia è arrivata nona nel medagliere complessivo, senza le donne saremmo 23esimi. Quindi sarebbe stato un disastro. Volevo chiedere all'assessore a proposito, c'è stata una bellissima iniziativa l'anno scorso in Piazza Borsa, dove è stato allestito un campo da pallacanestro, no? Perché questa cosa qua, molto bella, poi è finita? Questa cosa qua non potrebbe essere ripetuta magari più spesso, perché in dicembre e in gennaio c'è la pista di pattinaggio, fantastico. Quello è un posto magnifico per fare sport, perché a parte le problematiche che ci sono, no? Potrebbero togliere un po' di problemi, dando un segnale anche di che cosa potresti fare lì e magari modificando, anche cambiando, perché ci sono oggi degli impianti che possono essere modulati, quindi in primavera si fa la pallacanestro, in estate si fa qualcos'altro, in inverno si fa il pattinaggio. Allora, sfonda una porta aperta, anche io ho giocato a basket. Ho fatto lotta greco-romana e basket, quindi uno sport di grande fatica. Più che una domanda è un assist. No, però è chiaro, teniamo conto di una cosa, Treviso è anche il comune capoluogo e tutti vogliono fare, oltre che attività sportiva, attività di promozione, abbiamo il Tiramisù Day, abbiamo tante cose e le piazze quelle sono disponibili. Però a me piace questo, tanto è vero che domani c'è la giornata dello sport, ma poi noi, ho già iniziato con le arti marziali, faremo delle giornate dello sport diffuse, perché per esempio i praticanti di arti marziali a Treviso sono 1600, sono più della somma di calcio, basket e rugby. È una cosa strana, uno pensa ai numeri e soprattutto sono quasi equipollenti uomo-donna. E allora faremo delle giornate dedicate agli sport di palla, bene, 3 piazze le prendiamo e facciamo basket, pallavolo, rugby. Bellissimo. E andiamo avanti così. È chiaro che abbiamo il periodo del Natale in cui la promozione natalizia e i commercianti si chiedono che sia quella. Ma guardate, a me vedere sport in centro è solo una gioia. Ma perché in centro? Mi scusi Manera, questo glielo voglio dire, lei lo sa, c'è un ippodromo che è pubblico-privato, dove c'è la possibilità di parcheggiare con 2 parcheggi enormi, a 2 passi dalla città, a 2 passi dall'autostrada, con servizi pubblici che arrivano davanti, perché intasare sempre i centri storici, che non mi sembra che i centri storici siano nati per fare sport, ma per passeggiare, per fare shopping, sono altre realtà. Io capisco che c'è questa volontà sempre perché il centro storico è il centro storico, ma noi dobbiamo capire anche cosa facciamo nei centri storici. È vero che bisogna fare qualcosa, però è anche vero che avendo a disposizione queste aree meravigliose, e ripeto, un pubblico privato, l'ippodromo non è privato, si potrebbe fare molto di più. Invece si cerca sempre di intasare i centri storici, poi scontenti i commercianti, perché le posso assicurare che quando ci sono attività sportive non si vende, vengono gli addetti ai lavori, gli accompagnatori, ma un gelato, uno spritz, però shopping zero, e dobbiamo capire che vengono anche penalizzati perché i parcheggi non ci sono, non sono a disposizione. Allora perché non cercare invece di fare squadra anche quando si fanno queste manifestazioni all'ippodromo, e invece di fare tante cose che poi alla fine poi scontenti qualcuno, mentre all'ippodromo non scontenti nessuno, perché sono aree veramente talmente grandi, ampie, servite che forse bisognerebbe pensarci un po', perché giustamente anche se addetti ai lavori all'interno del centro storico hanno diritto
diritto anche a lavorare, prego. Allora, diciamo che dobbiamo trovare una via di mezzo, ok? Tanto è vero che, e questa via di mezzo esiste già un po', diciamocelo francamente, perché quando si fa il trofeo Topolino del rugby arriveranno 6-7 mila ragazzi, bambini, fanno tutto in Ghirada e poi vanno a Monigo a fare le finali, quindi il centro non lo vedono neanche. Quindi tutte le attività delle grandi squadre sono tutte fatte sugli stadi, che uno è fuori dalle mura e l'altro è a Monigo. E le squadre di basket principale gioca al Palaverde, quindi non è così invasivo il centro. La verità è che se noi intendiamo lo sport come una valenza sociale anche, deve essere un po' di esempio a quei ragazzi che un po', posso dire, pascolano e non sono interessati. Quelli difficilmente tu li prendi e li porti all'ippodromo. Quello che si cerca di fare, con per esempio quello che elencava di magari mettere un campo a basket per un periodo lì, è che sti ragazzi che non hanno più voglia di fare sport lo vedano, perché difficilmente se hanno voglia di fare sport, cioè se avessero voglia di fare sport ci vengono all'ippodromo perché hanno voglia di fare sport. Questi sono proprio avulsi dallo sport, non vanno in Ghirada a vedere il trofeo Topolino. Sportivi. Sì, a sportivi. Con la A davanti. Cioè sono così, passa la giornata. Cioè io quando ero piccolo che giocavo a basket, io andare al Palaverde era il mio sogno, andare al Palaverde da una partita, sognavo quelle 13.000 lire, me lo ricordo ancora, per andare in curva sud a vedere, ma io ci volevo andare. Se non avessi voluto fare sport, se non mi piaceva lo sport, stava là al Palaverde, non mi interessava. Quindi sono d'accordo con te, l'ippodromo è una bellissima struttura, è un accordo pubblico-privato, quindi dobbiamo sempre contemplare quello che è il lavoro poi della società che lo gestisce. Però sono due fattori diversi. Una cosa è far provare lo sport a ragazzi che vogliono fare sport, una cosa è attirare ragazzi che non vogliono fare sport. Ti faccio un esempio. C'è tutto un mondo legato che io non capisco, però a un certo tipo di musica, all'uso dello skate, all'uso che tu non intercetti se lo fai in un punto lontano dalla città. Devi farlo vicino alla città, perché sono lì. E allora di quei ragazzi una certa percentuale quando vede quel mondo tende a dire mi piace l'arrampicata, mi piace lo skate, perché sono sport diversi, sono molto diversi. Ma ti faccio un esempio, fra poco il sindaco ha fatto una bellissima intervista dove è andato a visitarlo, inaugureremo il Pan Track che è arrampicato, tutti sport estremi, più la pista per fare con la BMX, mountain bike a Sant'Antonino accanto alla palestra della Treviso Basket. Ma non è il centro storico. Certo, ma ci andranno già persone che vogliono fare sport. Ma sa perché le ho detto questo? Perché io ho avuto diversi allenatori che hanno fatto queste attività sportive proprio in Piazza Borsa, e quello che ho sentito da loro qui, perciò si può rivedere, è che non sono riusciti a prendere questi ragazzi, anzi se ne fregavano altamente. Uno, lo hanno detto loro, invitati qua, che si è avvicinato a queste discipline, zero. Perciò loro hanno detto forse dobbiamo pensare a qualcos'altro, non è neppure così che riusciamo ad intrigarli. Ecco, abbiamo anche cercato di andare da loro, perché abbiamo cercato di parlare anche con loro, di fargli provare. Come dice giustamente, non gliene può fregare di meno. Allora forse per questi ragazzi sopra le righe, perché è là che dobbiamo parare, perché quelli bravi li abbiamo già e fanno sport, fanno tutto. Quelli sopra le righe forse bisogna fare di percorsi alternativi. Questo lo dicevano gli addetti ai lavori. Nel senso, loro dicono bisogna iniziare, soprattutto durante la scuola, a fargli capire che non ti obbligo a fare, ma devi fare, che è diverso. Ci sono queste attività, devi fare, perché verrai premiato anche nella scuola se tu porterai poi la dimostrazione, un certificato, quello che hai frequentato le attività messe a disposizione gratuitamente, perché bisogna puntare, visto che tutto costa quando si fanno queste attività, è tutto a costo zero, compreso il mondo del volontariato che aiuta. Ecco, loro dicono che forse sarebbe utile cercare di capire anche muoversi diversamente. Cosa dice Vice Sindaco? Aspetta, dopo metti, prego. Sono d'accordo, tieni conto che noi non gestiamo quello che è lo scolastico, lì c'è il ministero, ecco. C'è da dire che una cosa, bisogna anche dircela, e io lo dicevo prima, il PNRR ci ha dato grandi possibilità, perché stiamo rimettendo a posto praticamente tutte le palestre scolastiche della città.
A parte il CONI, hanno detto Non che è una verrà. palestra scolastica. No, ma è vero che è buttato giù, mi hanno telefonato, verrà. No, sì, io sono il vice sindaco, no. Non verrà Ecco, buttato giù il avete, CONI. state tranquilli perché ho avuto, ecco, volevo anche dirglielo verrà per buttato giù. telefonate che il CONI verrà demolito e verrà fatto un condominio a 5 Stelle. Guardate, avete il vice sindaco, perciò meglio allora, di così stamattina, prego. È una fake news. Ecco, Allora, perfetto. è chiaro che in quest'anno e mezzo dove abbiamo dovuto mettere a posto, per fortuna abbiamo trovato i denari, o le scuole superiori, quindi la provincia, o le scuole elementari medie, cioè noi, le palestre sono state di difficile uso e allora problemi con tutte le società, perché poi le società ti dicono ma noi dobbiamo usarle, ma allora vogliamo le palestre come nel 2024 o come nel 1924? Quando fai i lavori lo sappiamo come funziona, a me dispiace perché tante società, anche le piscine sono rimaste ferme perché trovi dell'amianto che non pensavi ci fosse, piove dentro, cioè sono strutture che non è che esiste una progettazione perfetta, la gente forse, già quando ti viene l'idraulico in casa sai quando entra, ma quando va fuori, quando lo vedi andare via ti chiede il conto. Pensate a strutture così grandi di cui non esiste neanche, diciamo, una progettazione come viene fatta adesso così precisa. Le piscine, un esempio, ha iniziato, appena le hanno toccate, a piovere dentro, rovinato il parquet, hanno trovato amianto, hanno dovuto bonificare tutto, ma c'era l'amianto. Ma chi lo sapeva? Cioè, una volta, diciamo. Vedete cosa serve Sveglia Veneti? Proprio a venire a spiegare, perché la gente a casa, se lei non lo dice, queste cose non lo sa, trovano chiuso e dicono ma come mai è chiuso? Ma vedete quanto è importante? Sì, Bassi, so che te vuoi parlare, ma dopo te parli ti devi parlare già un'ora, bisogna dare spazio anche a questo. Bisogna capire l'importanza di far conoscere le cose alle persone, perché poi quando chiamano tipo la palestra, io devo dare delle risposte, cioè questa telefonata non deve essere una telefonata a vuoto, poi è un cittadino che paga le tasse, che ha il diritto di sapere cosa succede nella sua città. Perciò avete capito anche questo, perché è importante capire dove si va a parare a Treviso anche con le strutture. Vai Bassi! No, era soltanto, volevo portare una testimonianza di un'esperienza che ho fatto alcuni anni fa, subito dopo il Covid. Un imprenditore privato che ha preso lo spazio ex Pagnosin, no? Ha uno spazio molto importante. È uno spazio molto importante. E mi hanno commissionato uno studio, no, di fattibilità su che cosa si potrebbe realizzare all'interno di questi 100.000, sono quasi 100.000 metri quadrati, di cui tantissimi anche indoor. Allora io ho realizzato appunto un'ipotesi, ci stanno dentro una marea di attività, tantissime attività, dai 5 anni fino agli 80 anni, con uno spazio libero, relativamente vicino anche al centro, no? Quindi non stiamo proprio lontanissimi, a 2 chilometri dall'aeroporto. Tra l'altro potrebbe essere anche molto interessante per quelli che stanno all'aeroporto di Treviso, devono aspettare 4 ore per avere la coincidenza per andare da qualche parte, ma soprattutto per la cittadinanza. E avevamo fatto un piccolo sondaggio per capire quanti potevano essere interessati. Io ho dovuto spegnere il computer perché a un certo punto non tenevo più. Appena si è avuta la notizia che questa iniziativa poteva essere portata avanti, e allora lancio la provocazione all'assessore, al vice sindaco, ci potrebbero essere anche degli accordi pubblico-privato, cioè privati che hanno grandi spazi. In Italia ci sono 90.000 capannoni vuoti, no? Dismessi. Non lo so quanti ce ne siano nella provincia di Treviso, qualcuna sicuramente non sanno che cosa farne. Non sanno cosa farne, e quindi potrebbe essere un'ipotesi, un'idea di trovare degli accordi con loro per avere spazi che oggi non ci sono. Perché il ragazzo va dove c'è l'attività, la deve vedere. Perché se io gli spiego, tu faresti qualcosa, saresti interessato, ti risponde ma anche no, però se lo vede e vede qualcun altro che lo fa, allora sì che può essere interessato. Però quello che dobbiamo vedere adesso è che la politica era unita, quando c'è lo sport c'è l'inclusione, non si deve guardare la provenienza, sono di destra, sono di sinistra, sono di centro. In effetti all'Ippodromo Sant'Artemio abbiamo visto i politici. Andiamo a sentire cosa ha detto l'onorevole De Carlo. Allora, un pezzo da 90 è venuto a trovarci oggi, ecco, una persona che forse sa cosa vuol dire
essere disponibili, capire l'inclusione, capire cosa vuol dire fragilità, ma soprattutto divertimento. Siamo con De Carlo, grazie. Cosa vuole dire? Beh, innanzitutto che magari fossi solo da 90, purtroppo per fortuna peso molto di più, ma scherzo naturalmente. No, questo è un tema a me carissimo, tra l'altro in 15 anni da sindaco ho portato avanti tantissimi progetti con le associazioni che ancora oggi resistono e che sono un po' l'esempio di come le nostre società e le nostre comunità sappiano veramente includere le persone, soprattutto non far sentire le grandissime differenze. Io lo dico in una giornata particolare come quella di queste Paralimpiadi, no? Anche dove vedo tanti atleti fare delle cose che io non sarei in grado di fare e quindi mi chiedo: ma il disabile sono io o sono gli altri? E quindi questo dovrebbe farci riflettere che non esistono disabilità, ma esistono abilità diverse, e credo che su questo dovremmo cominciare a esaltare le cose buone e non parlare sempre delle cose negative. Credo che questo sia proprio un cambio di passo mentale. E oggi l'abbiamo visto proprio con Sport Senza Barriere a 360 gradi, l'importanza anche di fare prevenzione anche con lo sport, visto i messaggi negativi che arrivano. Lo sport è il più grande mezzo per fare inclusione, per mettere insieme le persone, per prevenire disagio, per fare in modo che le persone vivano una vita serena. Lo sport è straordinario. Non a caso chi fa sport è più facilmente, diciamo così, socialmente più attivo, ha più voglia di stare insieme agli altri, anche chi fa sport individuale, perché misurarsi con gli altri ha sempre avuto una forma di rapportarsi. Io credo che vadano ringraziati tutti, e sono tanti quei volontari delle associazioni che oggi consentono ai nostri figli di poter fare sport. Loro sono veramente una risorsa che in Veneto è straordinaria. Grazie veramente, buon lavoro, mi raccomando, Sport Senza Barriere. Sempre sport senza barriere. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Ciao. Abbiamo sentito Fratelli d'Italia, adesso sentiamo Lega e Egidio Barbon, che è l'assessore a Villorba. Allora siamo con l'assessore di Villorba che è? Egidio Barbon di Villorba, naturalmente villorbese doc. Della giornata di oggi, che dire, per me che faccio sport è una soddisfazione enorme, oltretutto l'ippodromo sapete che è sotto Villorba, anche il territorio di Villorba. Treviso e Villorba. Treviso e Villorba, e perciò è un prestigio in più per la città di Villorba. Poi ho 5 o 6 associazioni villorbesi che vengono a fare questa dimostrazione e bisognerebbe farne di più queste dimostrazioni per portare i giovani via dalle strade, perché in queste domeniche dove c'è lo sport, c'è come si può dire, la felicità di giocare, di fare giocare, fare provare sport diversi da quelli che sono abituati a farli, tant'è vero che nella nostra giornata sportiva che faccio a Villorba abbiamo 22 discipline sportive e facciamo provoli, tutti si chiama, perché i bambini, ragazzi, se non diamo le associazioni, le amministrazioni non sono vicino ai bambini, andiamo male, anche perché siamo sinceri, con la riforma dello sport un po' di paletti ce li hanno messi nel settore giovanile. Non un po', direi parecchi. Perché sono d'accordo con lei, nel settore giovanile, ragazzi, c'è tanto volontariato e non vorrei che il governo facesse perdere la pazienza a questo volontariato, che può stancarsi, perché oltre di lavorare per niente si può dire, le responsabilità sono tante. Perciò io dico sempre a Villorba e tutto il mondo, viva lo sport. Siamo col sindaco di Spregiano della Pietra, che anche lui è venuto a salutarci. Cosa le sembra di questa giornata, sindaco? Beh, credo che ci siano poche cose da dire, è una giornata bellissima, tantissima gente, credo che siamo quasi arrivati, no, all'obiettivo. Bravi tutti, brava tu, e veramente bello. Brava tutta la squadra. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro adesso io ho la mia piccolina che va a provare la ginnastica artistica martedì, quindi proprio perché ha provato qua, quindi bellissimo. Sì. Grazie, buon divertimento e buon lavoro. Grazie sindaco. a te, grazie a tutti. Cosa vuol dire portare i figli in questi spazi meravigliosi, Bellissimo. con questi animali? Ecco, che giornata hai vissuto oggi? Bellissimo, hanno provato un sacco di sport, di cose che non hai magari modo di provare tutte insieme in una palestra, hanno fatto tanti esperimenti, così possono scegliere, insomma. Perciò l'obiettivo l'abbiamo centrato. Sì, proprio una bella cosa, una bella manifestazione organizzata bene, molto bello, sì. Grazie veramente e grazie anche per questa splendida bambina, grazie.
Allora, vice sindaco, prima cosa spieghiamo perché abbiamo sentito l'assessore Barbon di Villorba, perché c'era Villorba all'ippodromo Sant'Artemio. Prego, vice sindaco. Perché l'ippodromo di Sant'Artemio, di proprietà del comune di Treviso, è sotto Villorba, perché è una struttura talmente grande che, diciamo, parte su Treviso, arriva su Villorba, ma l'ingresso è a Villorba e quindi giustamente è sotto Villorba, però è di proprietà del comune di Treviso, tanto è vero che ci paghiamo l'IMU come se fossimo, è così. No, perché è giusto anche capire però perché... l'ippodromo è di Treviso, è in area Villorba. Come la casa della Nadia a Silea, da una parte a Treviso, da una parte a Silea. Dipende dove è l'ingresso. L'ingresso. Comunque noi abbiamo ottimi rapporti con Villorba, infatti condividiamo sempre queste attività. Adesso ci scherziamo sopra ogni tanto, vieni in casa mia, te vieni in casa tua. Sono gentilissimi quelli di Villorba, sia Marco Serena prima che il sindaco di adesso. Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti e anche con l'assessore Giglio. Ci scherziamo anche sempre. Perché è sempre Lega, mi sembra. No, ma guarda, posso dirti, io ho ottimi rapporti anche con la sindaca di Silea, che non è Lega. Cioè, quando tu amministri con i comuni contermini, cioè quelli vicini, c'è una sinergia di lavoro quotidiano, perché i loro cittadini vengono a Treviso e i nostri cittadini vengono da loro. Quindi, cioè, il Palaverde si riempie di trevigiani. Anche con Fratelli d'Italia? Sì, però non hanno sindaci. Non hanno sindaci attorno, quindi avrei un ottimo rapporto, ma non ce l'hanno. Perciò è Villorba. Un'altra cosa importante che volevo chiederle, vice sindaco, tante famiglie, abbiamo sentito queste mamme contente, ecco, una giornata bellissima, forse riuscire sempre più a unire le forze quando ci sono questi avvenimenti, e io le darò una mano, cercare di non fare tutto il 15 di settembre, il mese di settembre, ma cercare di riempire agosto. Perché le dico questo? Perché ho ricevuto tante richieste. Agosto non c'è niente, i ragazzi sono in casa dalla scuola, non tutti hanno la possibilità di andare in vacanza, concentriamoci anche su agosto, perché no, avete sentito, il 15 c'era tutto dappertutto, cerchiamo di unire le forze e di programmare, ecco, programmare in maniera diversa eventi, specialmente in un mese dove i centri estivi sono chiusi, perciò agosto non c'è niente. Cosa dice il vice sindaco? Ci uniamo le forze e facciamo diventare importante anche agosto? Sì, allora... Vero, lo sai anche tu che tanti trevigiani sono via, quindi dobbiamo contemplare la cosa. Magari la quarta settimana di agosto sì, le 2 settimane centrali, insomma, se uno girava per Treviso... Perché vai in ferie anche io? No, guarda, io peraltro, sì, no, sono andato una settimana ieri, sono dovuto tornare 4 volte per firmare delle carte, quindi alla fine andavo su e giù adesso. No, ma io guardo, per vedere sport, io sono uno patito di sport, di tutti gli sport, anche quelli magari che non ho mai praticato, che non ho mai visto tanto, perché è talmente bello vedere queste persone. Io veramente, se devo ringraziare una persona e delle persone per quello che è avvenuto domenica, devo ringraziare proprio te, perché documentare quello che avviene al giorno d'oggi, dire, cioè un fatto, è brutto dirlo, non è bello se avviene, è bello se avviene ed è documentato. Se voi non c'eravate non sarebbe stato documentato come meritava, e quindi io veramente devo ringraziarvi. Avete fatto interviste a tutti, avete fatto bellissime immagini, la giornata è stata fortunata e quella sono il buon Dio e gli Annicelli. Non era neppure caldo, si stava bene. Sono il buon Dio e gli Annicelli possono darci la bella giornata, però io veramente vi ringrazio di questo. Forse la quarta settimana di agosto può essere un'idea, sicuramente. C'è da dire che questo era un anno anche olimpico, quindi tutte le gare e le preparazioni sono spostate rispetto a un anno regolamentare. Sì. Attenzione, noi facciamo la giornata dello sport domani a Treviso, avremmo voluto farla prima, ma tutte le società ci hanno detto siamo dovuti partire con l'attività più tardi per l'anno olimpico, perché a cascata va tutto più tardi. Diciamo, il prossimo anno non è anno olimpico e ci lavoriamo assieme. E non poteva mancare neppure i trevisani nel mondo. Pensate, sono venuti all'ippodromo di Sant'Artemio anche loro per far capire l'importanza di questa associazione. Andiamo a sentire i trevisani nel mondo. Siamo con la vicepresidente Trevisani nel mondo, anche loro con il loro gazebo qui a Sport Senza Barriere all'ippodromo di Treviso. Presidente, si presenti. Allora, io sono Loretta Pizzato, vicepresidente dell'associazione Trevisani nel mondo e anche presidente di un'associazione locale, oltretutto di Vazzola. Noi siamo in provincia di Treviso da 50 anni, li abbiamo fatti l'anno scorso, 50 anni, quindi perché è nata nel 1973 l'associazione, per cui siamo qui
a questa manifestazione, come siamo stati anche nella prima domenica di settembre a Conegliano, per far conoscere e divulgare anche l'operato dell'associazione, il perché è nata l'associazione, per tenere i collegamenti e i contatti con i nostri trevisani all'estero. Che sono tanti. Che sono tantissimi, infatti la nostra associazione conta più di 8.000 soci tra Italia e estero, abbiamo associazioni in tutti i continenti e anche molte in provincia di Treviso. Allora, una cosa Presidente, io l'ho detta anche al Presidente Franco Conte, sì il Consiglio, ma non sarebbe bello fare un raduno magari qui, visto gli spazi, la capacità anche come parcheggi, di far capire anche che ci sono altre realtà per riunirli anche, cosa ne pensa, visto avere la fortuna di avere questi spazi? Certo, è un'idea che già ci è venuta, perché avevamo anche pensato quest'anno invece del Consiglio di fare anche questa manifestazione che facciamo durante internazionale per accogliere tutti gli emigranti che vengono anche in vacanza, di farla anche in provincia, dove abbiamo la sede presso la provincia, sì, perché anche lì ci sono degli spazi, sì, come qua naturalmente, ma è un'idea che è in cantiere e non è detto che non venga anche accolta e fatta. Il Consiglio ha sempre il suo perché, ed è perché è nel periodo estivo e quindi in estate, e quindi richiama la montagna eccetera, però l'idea è di fare comunque anche un raduno anche qui in provincia, anche a Treviso provincia. Sì, visto gli spazi che abbiamo, io penso di avere un ippodromo a disposizione con spazi, parcheggi che non intasano i centri storici, perché c'è anche il problema dell'intasamento, sia una buona, però naturalmente sta a voi decidere, gli spazi ci sono. Terremo presente anche di questo e comunque è un'idea che già avevamo in Fa piacere, ecco. Grazie molte. Grazie. Allora, Vice Sindaco, cosa ne pensa? Trevisani nel mondo all'ippodromo di Sant'Artemio, visto questa struttura che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi dal centro storico, servitissima, ma non è che io spingo perché mi hanno detto te giochi in casa, e certo dove devo giocare? Fuori casa, giocherò in casa visto che ho la possibilità anche di proporre questi spazi importantissimi. Prego, Manera. Allora, fai bene a giocare in casa, perché ormai il gol fuori casa non vale neanche più doppio, neanche nelle coppe, quindi fai benissimo a giocare in casa, ma a parte la battuta, intanto volevo dire che vedere i trevisani nel mondo mi viene veramente la sete al cuore vedere le foto, le immagini di Don Canuto Ottoso, che è stata una persona, mamma mia, veramente importante. Fatto bene a ricordarlo. Chi ha avuto bravissimo. la fortuna di conoscerlo, sì, guardate, mi viene veramente il groppo alla gola, perché ha ricordato delle cose dei miei nonni che sono stati in Australia per un lungo periodo e altri nonni sono stati in Venezuela per lavoro. È veramente una persona da ricordare, e sicuramente a Don Canuto Ottoso sarebbe piaciuto anche probabilmente fare un'edizione, se non quella ufficiale, ma un'altra edizione all'interno dell'ippodromo, perché è sempre stata una persona aperta, che guardava avanti, molto avanti. Un illuminato. Un illuminato, ecco, bravo, un illuminato che ha capito anche quando la sua associazione doveva avere un'evoluzione, perché siamo passati dalle persone che partivano e non tornavano mai più, perché mio zio è tornato dal Venezuela, pensava di non rivedere sua madre dopo 35 anni, mia bisnonna a 97 anni l'ho aspettata, è morta 2 anni dopo. E quindi, ma adesso con videocollegamenti, gli aerei che costano meno, anche quelli che sono all'estero tornano di più. E lui è stato bravo negli anni a fare questa evoluzione, non solo un ricordo di certi trevisani nel mondo, ma anche gli attuali trevisani nel mondo. E questo veramente lo dico, quindi benissimo se facessero una manifestazione all'ippodromo, chiaramente devono chiederlo loro, sanno loro come organizzarsi, non è il comune che organizza questo, ma io credo che chi gestisce l'ippodromo sarebbe solo felice di ospitarli. L'abbiamo sentito quindi anche il Presidente, ma il messaggio che volevo dare questa mattina, e grazie, so già la sensibilità del Sindaco Mario Conte, ma anche la sua e della Giunta, è di quello di far capire che, visto che abbiamo queste strutture, di unire le forze, di capire, come dice Bassi, di sederci attorno a un tavolo e di pianificare gli eventi, perché non può essere, e lo ripeto per lo strazio di questi genitori che non riuscivano a tenere i figli perché non c'era niente, di tenere presente che ci sono delle attività che andrebbero fatte e pianificate anche durante i mesi estivi. Vedremo come, cosa, però sono sicura, visto le strutture che abbiamo, il mondo del volontariato che abbiamo e le associazioni che abbiamo, sempre ringrazio Dino Ponchio e Mario Sanso per il supporto che danno a queste attività. Allora, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura? Beh, vi aspettiamo, intanto vi ringrazio ancora una volta per l'invito, vi aspettiamo domani a Treviso
alle 4 di pomeriggio. Peraltro abbiamo fatto che alle 6, durante la giornata dello sport, premieremo tutti i ragazzi delle società sportive di Treviso che sono stati meritevoli per i risultati, non per i risultati, under 17. Anche i quarti posti. Buona età. Buona età. Under 17, cioè praticamente dai 10 anni, diciamo, quando uno inizia a fare un'attività, fino ai 17 anni, perché vogliamo che si ricordino quel momento e se lo ricorderanno. Leo Bassi, come chiudiamo? Beh, questa puntata qua è una boccata d'aria fresca, veramente. Ho dovuto tenerlo per le briglie. Emozionante, emozionante. Anche per le immagini emozionante. Emozionante per le immagini, per tutto quello di cui si è parlato. Oggi proprio io ho respirato, io ci vivo, ho respirato la sensibilizzazione, la sensibilità verso un'esigenza verso i giovani e verso una nuova società, perché bisogna pensare a una società nuova, non è la mia. E per ultima cosa un suggerimento velocissimo. Se avete la possibilità, premiate simbolicamente un genitore, perché senza genitori non c'è sport. Grazie al vice sindaco Alessandro Manera, grazie a Leo Bassi, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. A pranzo. Cotolette di ventresca. La ventresca è una delle parti più pregiate del tonno. È la parte del pesce che ricopre i fianchi e la cavità addominale. Si presta ottimamente per il condimento della pasta asciutta ed è squisita come cotoletta. Ingredienti per 4 persone. 2 fette di ventresca di pesce. Uno spicchio d'aglio. 2 uova. Un limone. Farina. Pane grattugiato, olio extravergine di oliva, un ciuffo di prezzemolo, sale. Preparate un composto con pane grattugiato, prezzemolo e aglio tritati. Sbattete le uova. Asciugate il pesce, poi spennellatelo di olio e infarinatelo. Immergete le fette di pesce nell'uovo. Passatele poi nel composto di pangrattato, prezzemolo e aglio, facendolo bene aderire. Friggete in abbondante olio caldo.
Servite le cotolette con spicchi di limone e buon appetito!